Buongiorno e buon venerdì, rieccoci in diretta insieme anche oggi per aggiornamenti e novità, anche e soprattutto legate a quanto dichiarato ieri in conferenza stampa dal Premier Draghi per quanto riguarda il Green Pass da un lato, ma anche ha parlato di obbligo vaccinale. Per quanto riguarda il Green Pass, la certificazione verde sarà estesa ai dipendenti pubblici e ai dipendenti di quelle attività per le quali era già richiesto il pass per gli utenti e i clienti. E poi, rispondendo alla domanda di un giornalista, non ha escluso la possibilità di introdurre proprio l'obbligo vaccinale nel nostro paese, nonostante le vaccinazioni stiano andando avanti, nonostante si sia già raggiunto un 70% di copertura e l'obiettivo è quello di arrivare all'80% per fine settembre e Draghi ha detto è un obiettivo insomma che sembra ormai raggiunto, quello appunto dell'80% per fine settembre. Dall'altro però il governo sta studiando proprio questo, ovvero l'introduzione di un obbligo vaccinale che naturalmente, come prevedibile, ha scatenato le reazioni all'interno della stessa maggioranza, con Lega e Movimento 5 Stelle che dicono no, e quindi capiremo quelli che sono gli sviluppi da un lato scientifici, perché si attende di capire anche come si pronuncerà l'Agenzia Internazionale l'Agenzia Europea del Farmaco in tal senso, e di capire in che modo verrà poi introdotto, quando, per chi, se anche per i bambini o solo per i più grandi. Insomma, sono ancora tanti gli interrogativi aperti intorno a questa possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale, ma anche quelli che potranno essere gli sviluppi a livello di equilibri politici proprio nella maggioranza di governo. Sicuramente sarà un tema che verrà affrontato alle 12:30, quando il presidente Zaia a Marghera farà il suo consueto punto stampa con gli aggiornamenti sul fronte contagi e ricoveri nella nostra regione, ma anche per parlare naturalmente dei temi d'attualità proprio in queste ultime ore. L'appuntamento dunque alle 12:30 con il punto stampa di Zaia, ma oggi apriamo parlando della mostra del cinema di Venezia. Quella di oggi è una giornata clou, una giornata molto importante perché è il giorno dell'attesa pellicola Dune, ma non solo, anche dell'omaggio a Lady Di. E allora ci presenta il cartellone della giornata di oggi, di questa terza giornata di oggi, tra pochissimo il nostro Lorenzo Maier per capire. Ieri altra giornata importante con Sorrentino sul red carpet, sono giornate che hanno visto importanti nomi del cinema internazionale e italiano che erano un po' mancate nella kermesse dello scorso anno causa pandemia, stanno tornando. Abbiamo negli occhi tutte le immagini della splendida Penelope Cruz l'altro giorno, e poi naturalmente il Leone d'Oro alla carriera Benigni con la sua dedica alla moglie Nicoletta Braschi. E oggi, come detto, è un giorno importante, un giorno atteso a Venezia. Ce ne aveva già parlato il direttore Alberto Barbera quando l'avevamo avuto ospite nella nostra diretta qualche giorno fa. Aveva parlato di questa pellicola, di questo film Dune, una pellicola attesa. Allora capiremo il perché dal nostro Lorenzo Maier, e poi, come detto, l'omaggio a Lady Diana. Non so se abbiamo già in collegamento Lorenzo Maier o se abbiamo invece Filippo Fois. Vedo Filippo Fois. Allora ribaltiamo un po' quella che era la nostra scaletta e vado subito a Venezia, fuori dal Palazzo della Mostra del Cinema, con il nostro Filippo Fois che è insieme ad un ospite. Allora cedo subito la parola a te, Filippo, buongiorno, e raccontaci un po' insieme al tuo ospite Giuliano Ottaviani, compositore, il clima che si respira in questa terza giornata di Mostra del Cinema. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Come detto, siamo in compagnia di Giuliano Ottaviani, compositore dalla veramente, nonostante la giovane età, grandissima produzione sia per quello che riguarda il cinema che il teatro che la televisione. Giuliano Ottaviani, che tra l'altro è figlio del regista Vittorio Ottaviani, parleremo un po' anche di come si respirasse cinema a casa sua, quindi fin dalla tenera infanzia. È presente qui a Venezia e tra poco l'evento verrà presentato
presentato allo spazio della Regione Veneto, Veneto Film Commission, per la 7ª edizione del premio Luciano Vincenzoni. Luciano Vincenzoni è stato uno sceneggiatore trevigiano cui oggi è intitolato questo premio, che arriva alla sua 7ª edizione, in cui verranno premiate tra l'altro anche le migliori colonne sonore, un premio al quale come giurato, anzi presidente di giuria, abbiamo proprio Giuliano Taviani. Innanzitutto le chiedo proprio la domanda che molti si pongono: è difficile scrivere una colonna sonora spaziando poi tra i tanti generi che compongono l'arte cinematografica? Ma è difficile come probabilmente qualsiasi altro lavoro, sia chiaro. È difficile perché siamo chiamati a partecipare a un lavoro collettivo, a seguire l'idea che il regista ci chiede, e quindi mettendo del nostro, la nostra sensibilità artistica, cercare di andare incontro appunto alle esigenze del film e del regista. Questa forse è la cosa più difficile. Noi siamo, è famosa frase, siamo al servizio del film proprio per questo, perché il nostro impegno è quello di contribuire al film, a questa opera collettiva. Ecco perché, come si diceva, lei si può trovare a dover comporre la colonna sonora di una trasmissione televisiva come di un film ambientato nel Medioevo, come, non lo so, un film, un gangster movie nella Chicago degli anni 30, per cui bisogna essere pronti a tutto. Sì, questo è molto stimolante, devo dire. È chiaro che uno non è che può fare veramente tutto, ma in qualche maniera siamo pronti a fare tutto, a cimentarci almeno. È una cosa bella del nostro lavoro. Spesso a me è capitato che dei registi mi hanno, oppure leggendo il film mi rendevo conto che c'era bisogno di una musica che probabilmente io non praticavo, e il regista magari è stato lui a spingermi a praticarla, a provarci, cosa che forse non avrei mai fatto se non ci fosse stato questo input, e quindi poi siamo arrivati a dei risultati, ecco, forse sorprendenti, e per me, ecco, ripeto, perché non l'avrei immaginato prima. Non è mai capitato di avere delle divergenze di vedute molto forti con qualcuno? Sicuramente, spessissimo capita. Il lavoro di un film, il rapporto con il montatore e soprattutto con il regista è un rapporto molto stretto, e quindi è ovvio che come si va d'accordo si può anche scontrarsi. Ci sono state a volte degli scontri anche pesanti. Devo dire la verità che poi, ripensandoci dopo un po' di tempo, purtroppo devo ammettere che il regista aveva sempre ragione. Come il cliente. Poi volevo chiederle anche un'altra cosa, prima di passare, perché volevo farle anche qualche domanda. Lei ha un cognome, anzi gliela faccio subito, lei ha un cognome molto impegnativo. Vittorio Taviani è stato un grandissimo, ha scritto la storia del cinema italiano, per cui lei il cinema l'ha sempre respirato in casa. Sì, chiaramente la passione e l'amore per il cinema mi proviene dalla mia famiglia, e anche la passione della musica. Io per fortuna a un certo punto della mia adolescenza, che invece ero indirizzato verso fare cinema anch'io, e invece ho capito che la mia vera passione era la musica. Non a caso sono finito poi nella musica da film, proprio perché i due amori, che sono la musica e il cinema, almeno si sono incontrati, e posso lavorare su questo. Qualche consiglio che le ha dato suo padre, che ancora oggi lei tiene, proprio ogni tanto le viene in mente e dice: sì, è vero, devo fare così? Ma tantissimi, forse quello più semplice, più bello è quello di essere comunque leali sempre anche con se stessi. Le cose che si fanno ci devono veramente piacere, non si deve mai fare una cosa perché pensi che sia giusto così ma uno non è convinto. Ecco, metterci del proprio, e la passione prima di tutto. Qui a Lido c'è un omaggio al maestro Ennio Morricone, che è uno dei compositori più importanti non solo italiani ma a livello proprio mondiale di cinema. A me viene in mente anche Nino Rota, che ha firmato gran parte delle colonne sonore dei film di Fellini. Soprattutto nel caso di Nino Rota si trattavano di colonne sonore molto diverse ma sempre riconoscibili, cioè tenevano un certo stile, che è quello che vorrebbe avere anche lei, cioè essere riconosciuto. Questo l'ha fatto Giuliano Taviani. Sì, certo, e a proposito di quello che dicevamo prima, no? La difficoltà di fare tante cose differenti. Ti possono chiedere di fare un pezzo rock, un pezzo classico, un valzer, una techno, eccetera eccetera. Ecco, è bello che noi siamo pronti a cimentarci, come dicevamo poc'anzi, però è importante cercare di avere il proprio timbro. Ecco, ovviamente i grandi maestri hanno un timbro ultra riconoscibile. E veniamo anche al motivo per cui lei oggi è qui davanti al Palazzo del Cinema. Tra poco allo spazio della Regione Veneto, Veneto Film Commission, verrà presentata la 7ª edizione del premio Vincenzoni. Lei dovrà giudicare parecchie colonne sonore, credo 16. Sì.
quali sono i criteri che si adottano? Ma i criteri sono vari, sono in particolare l'attinenza, diciamo, della musica scritta sul film, sul video che abbiamo proposto, anche diciamo, il valore della partitura in sé. Ecco, ci sono vari elementi, c'è una giuria composta da dei illustri compositori, Marco Biscarini, Marco Feldalto, Caterina Calderoni, Gianluca Baldi, e quindi ci riuniamo, ognuno di noi controlla, legge le partiture, vede sul film il lavoro dei ragazzi, diamo dei punteggi e poi nella riunione della giuria appunto ci scanneremo, oppure a volte no, per decretare il vincitore. Ecco. Qual è la sua colonna sonora preferita? Non mia, ma di altri. Certo. Non so. Quelli che ricordo più bello da compositore, però. Allora, forse sono legato alla mia storia appunto familiare e potrei citare due film, uno Allo Zanfan di Paolo e Vittorio Taviani con le musiche di Ennio Morricone, La tarantella che c'è in una scena del film, oltretutto una musica che poi ha preso Quentin Tarantino per il titolo di coda del suo film Inglourious Bastard. Ecco, è una delle colonne sonore, è un esempio di musica applicata al cinema per me tra le migliori e le più importanti, almeno per la mia storia personale, ma penso proprio per la storia della musica da cinema. Ci metto anche Caos di Nicola Piovani, sempre di Paolo e Vittorio Taviani. Sono film ovviamente che io da piccolo ho assorbito, mio padre suonava il pianoforte, arrivavano le musiche di Nicola o di Ennio, prima di registrarle lui le suonava al pianoforte, noi da bambini le ascoltavamo e quindi già entravano dentro il nostro immaginario. Ecco, poi quando vediamo il film quelle musiche realizzate erano un colpo al cuore, ecco. E forse per quello io, anzi sicuramente per quei momenti lì di emozione così forte, io ho deciso di fare questo mestiere. Tra le cose che ha composto, a quale invece è più affezionato, quella che proprio vorrebbe rimanesse? Ma c'è un film che fu il mio secondo film importante, che si chiama Ora mai più, di Lucio Pellegrini, sulle vicende di Genova del 2001, ed è un film per me molto importante. Era l'inizio della mia carriera, e il film io l'ho sposato, mi ci sono ritrovato nel racconto, e ecco, la mia memoria è rimasta lì, a quel film lì. Bene, ringraziamo allora Giuliano Taviani, naturalmente le auguriamo buon lavoro per quello che riguarda adesso la sua attività da giurato. Noi abbiamo visto anche delle ragazze correre urlanti, anche se poi diciamo che spesso ci sono anche diversi falsi allarmi, in realtà passa uno con gli occhiali da sole e pensano subito sia un attore. Noi vi restituiamo la linea e ci vediamo tra poco. La linea a te, Francesca. Grazie a Filippo Fois, grazie anche al suo ospite Giuliano Taviani, compositore, per questo racconto anche emozionale della musica e della musica legata naturalmente ai film. Adesso invece dovremo avere in collegamento telefonico il nostro Lorenzo Maier, che ci presenta invece quello che è appunto il cartellone di questa terza giornata importante, come detto in apertura, perché oggi è il giorno della pellicola Dune. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora partiamo dalla pellicola, da questo film Dune, che già appunto, come ho detto, il direttore Barbera, quando era stato nostro ospite, ci aveva detto un film molto atteso, e poi ci sarà l'omaggio all'EDD. Sì, due film fuori concorso, per cui non sono film che saranno in lizza per il Leone d'Oro, ma due film veramente attesissimi per motivi diversi. Dune di Villeneuve è un film in anteprima ovviamente mondiale, è atteso da mesi questa pellicola, anche se ovviamente non è più in pellicola ma in formato digitale con tutte le nuove tecnologie. E pensate che per questo film, che avrà un cast stellare, è stata ripristinata la tradizione, che non c'era più da anni, della proiezione anche di mezzanotte, proprio perché la capienza limitata e le sezioni che ancora ci sono non permettevano a tutti di poter vedere questo film, per cui ci sarà anche la proiezione di mezzanotte in via eccezionale, così come per un altro film ci sarà anche domani sera e poi domenica, quindi per tutto il weekend 3 azioni aggiuntive. Per questo film però purtroppo i tagliandi sono finiti in pochissimi minuti, quindi la mostra entra in un weekend davvero
risulta tutto esaurito, ecco. E per quanto riguarda Dune, abbiamo detto, è un remake tutto di fantascienza, mentre Omaggio a Lady Di, altro titolo molto atteso, è un omaggio appunto a Diana, che alla Biennale ha una sua frequentazione, perché molti ricordano che negli anni 90, i primi anni 90, Lady Di fece una visita ai giardini della Biennale e purtroppo poi la notizia della sua morte piombò qui alla Mostra del Cinema di alcuni anni dopo, come veramente un fulmine a ciel sereno, una cosa che commosse tutto il mondo anche della cinematografia mondiale. Per cui ci sarà questo omaggio, perché Venezia vuole ricordare questa grande personalità, ecco, che fece visita e che è discussa ma anche amata, per esempio per le sue iniziative di solidarietà a sostegno, per esempio della fame, delle persone che lottano per la fame nel mondo. Si adoperò molto anche qui alla Mostra Lady Di per lanciare una campagna, per cui il ricordo è parso a tutti un giusto tributo. Comunque una mostra davvero scoppiettante, in attesa domani del secondo film italiano in concorso, per cui dopo aver già visto la premiazione di Benigni di Onore alla Carriera, questo grande film di Paolo Sorrentino, che ha ricevuto in sua grande 9-10 minuti di applausi ininterrotti, siamo già di corsa, perché qui gli eventi sono veramente molti, a conferma, come dicevi tu, di un ritorno anche in presenza della grande cinematografia internazionale. Un successo, Lorenzo, dimostrato, come hai detto tu prima, dal tutto esaurito anche per quanto riguarda le proiezioni di mezzanotte, le proiezioni notturne, quindi c'era bisogno di tornare a vedere al cinema, c'era bisogno di tornare ad essere protagonisti come spettatori della mostra del cinema, ed era un po' anche quello, la soddisfazione che avevamo raccolto dal direttore Barbera, quello di avere una risposta da parte del pubblico. Sì, questo è un fattore molto positivo, dimostra il successo che sta avendo la mostra, dimostra la grande voglia di ripartenza che c'è nel cinema, ma direi anche nell'intero paese. Purtroppo però è anche, come ci aveva detto Barbera, quando si seppe che le restrizioni sarebbero state uguali a quelle dello scorso anno, nonostante il Green Pass, che ricordiamo qui è necessario, per cui non si può accedere alla mostra se non si ha o il Green Pass o il tampone che attesti la negatività al virus. Si sperava che si potesse un po' ampliare la capienza. La Biennale ci aveva creduto e sperato in un certo qual modo, perché poi questa difficoltà nel trovare i biglietti, queste anche un po' recriminazioni che ci sono, dimostrano sì il successo della mostra, però creano anche un po' di tensione, ecco, il fatto di non riuscire comunque a accontentare tutte le richieste che ci sono. Per questo la mostra ha anche attivato fuori dal Lido delle sale che hanno ancora una capienza disponibile, che hanno disponibilità per chi volesse andare a vedere gli stessi film della mostra. Sono al Teatro Piccolo dell'Arsenale a Venezia e a Mestre, al Candiani e all'M9. Però, Francesca, purtroppo, per fortuna, in questi giorni tutti vogliono essere qui a Riga, per cui questo sforzo che è stato fatto era uno sforzo che poteva solo in parte compensare, perché la gente in questi giorni vuole essere qui, vuole essere vicino al tappeto rosso, sperando magari di incontrare qualche divo. È una programmazione decentrata, che sicuramente è un fatto positivo, però non riscuote lo stesso entusiasmo. Cioè è difficile convincere uno a non venire a Lido e andare a vedere lo stesso film all'Arsenale, non ha in questi giorni lo stesso entusiasmo, ecco, non ha lo stesso partecipazione.
Certo, il sapore è diverso, è un altro scenario. Lorenzo, hai parlato giustamente del Leone d'Oro a Benigni, abbiamo sentito poi il suo discorso, il successo ieri, le lacrime, gli applausi per il film di Sorrentino. Possiamo domani, altro film italiano in concorso, ci hai anticipato tu, possiamo dire che queste prime giornate segnano la riscossa del cinema made in Italy. Sì, assolutamente. Diciamo che si può benissimo dire, si può già affermare che tutti gli occhi un po' degli addetti ai lavori sono già puntati con curiosità, con entusiasmo, con un punto anche di preoccupazione verso la giuria che è presieduta, la ricordiamo, da Pongioiò, che è un grandissimo nome, premio Oscar del cinema, e dalle componenti Chloe Zhao, che è stata Leone d'Oro lo scorso anno a Venezia con Nomadland e che lo scorso anno non era potuta venire in tale grande in presenza per ricevere l'abbraccio, il tributo del popolo della mostra che l'ha premiata e incoronata come miglior film. Grandi nomi per una giuria che lo scorso anno presieduta, lo ricordiamo, Kate Blanchett, che aveva voluto con forza essere a Venezia in presenza anche per dare un segnale forte, però poi lo ricordiamo tutte le polemiche che ci furono, perché si diceva, così voci di corridoio, che Gianfranco Rosi con Notturno potesse essere il grande favorito alla corsa al Leone d'Oro. In realtà poi venne superato sul filo di lana, diciamo, da Nomadland, e quindi ci furono parecchie polemiche anche da parte, per esempio, di Rai Cinema. Ecco, per questo dico che il compito dei giurati quest'anno con 5 film italiani è ancora più difficile, perché visto il precedente dello scorso anno c'è molta curiosità, molta attesa, direi anche un po' di tensione, perché alcuni sperano che i film italiani possano ricevere anche riconoscimenti importanti. D'altro canto la giuria è l'unica garanzia di indipendenza di un festival che dimostra e che dà appunto la sicurezza che anche un film arrivato dall'angolo più sperduto del mondo possa avere le stesse chance di successo di altri, per cui anche il nostro giurato di Costanzo, che è il giurato italiano presente a Venezia 78, ha una grande responsabilità. Speriamo che questa volta la giuria riesca a mettere d'accordo nei suoi verdetti, se non proprio tutti, ma un numero maggiore di persone. Questo è l'auspicio che abbiamo. Assolutamente, e questa è la mostra del cinema di Venezia. Grazie davvero a Lorenzo Maier per questo ulteriore aggiornamento. Grazie davvero Lorenzo ed buon lavoro. A risentirci. Grazie a voi. E torneremo a parlare di mostra del cinema con nuovi collegamenti con il nostro Filippo Fois e Renato Capoia nel corso della nostra diretta. Adesso invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Vi ricordo però alle 12:30 la conferenza stampa del presidente Zaia da Marghera. Ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato della mostra del cinema di Venezia, siamo in attesa che in sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera arrivi il presidente Zaia per gli aggiornamenti di oggi, e noi vi diamo invece un aggiornamento di cronaca che arriva da Treviso con un'operazione della Guardia di Finanza che ha attuato un sequestro preventivo di attrezzature e crediti commerciali per circa 200.000 euro nei confronti di un imprenditore di 46 anni attivo nel settore della riparazione di mobili e oggetti di arredamento. Questo imprenditore aveva realizzato una serie di operazioni societarie per evitare la riscossione di debiti tributari accumulati tra il periodo che va dal 2012 al 2018. L'uomo, da quanto è emerso dalle indagini dei finanzieri, aveva costituito una nuova società nella quale sono state conferite tutte le attività ma anche le passività tranne i debiti tributari. La vecchia società, svuotata e resa improduttiva, non sarebbe mai stata in condizioni di versare
quanto dovuto allo Stato. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso ha denunciato l'imprenditore per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il GIP del Tribunale, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo nei confronti della Newco e dell'indagato. Questo dunque è l'aggiornamento di cronaca. Abbiamo parlato in apertura di quanto delle novità emerse nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio di ieri dal Premier Draghi per quanto riguarda il Green Pass, ma non solo, perché dopo le tante voci che si sono susseguite, anche noi avevamo fatto ed è arrivato il Presidente Zaia. Allora andiamo subito a Marghera con la conferenza stampa e parliamo dopo di quanto emerso ieri con il Premier Draghi. Buongiorno. Noi siamo pronti, buongiorno a tutti. Oggi non c'è l'assessore Lanzarini perché aveva un impegno istituzionale, fra l'altro, in quel di Chioggia, se non ricordo male. C'è il dottor Mongillo della prevenzione, uno dei collaboratori della dottoressa Russo, e oggi parlerà dopo di me del tema del modello previsionale, quindi avete anche delle proiezioni. Tra l'altro il dottor Mongillo ha assestato e affinato il modello, noi ce l'abbiamo pronto da più di un mese, però ho voluto vedere se poi si rendeva compatibile con quello che stava accadendo. Abbiamo visto che il modello comunque è sempre in un range accettabile di un più o meno 10% rispetto alla previsione, anzi abbondantemente sotto. Ma poi ve ne parlerà lui. Io ho un po' di comunicazione da darvi, poi sono a disposizione per le domande e quindi poi passo la parola al dottor Mongillo. Passerei col bollettino. Test rapidi sono 6.577.425, test molecolari sono 6.388.893. In totale sono quasi 13 milioni di tamponi, sono 12.966.318, quindi 12.966.318 tamponi eseguiti dal 21 febbraio 2020. Totale di positivi nelle ultime 24 ore sono 637. Positivi con 41.430 tamponi. Guardate, questo è un numerone, sono veramente tanti tamponi, con un'incidenza dell'1,53%. Positivi ad oggi isolati 13.079. Poi nelle proiezioni che vi darà il dottor Mongillo vi darà anche le proiezioni per i positivi che avremo nei prossimi giorni. Nella proiezione che tu dai a 3 settimane vi dirà ovviamente terapie intensive, ricoverati, positivi a 3 settimane. Numero positivi dall'inizio dell'infezione sono 456.975. Totale di ricoverati per Covid 279, meno 7. Ricoverati in area critica dei 279 sono 225, meno 6. In terapia intensiva 54, meno 1. Ai 54 delle terapie intensive si aggiungono i 349 che sono non Covid, quindi abbiamo 403 persone in terapia intensiva nei 68 ospedali del Veneto. Totale dei decessi 11.693 più 2, dimessi 22.929, che per chi ancora non l'avesse capito va paragonato a questo numero. 456.975 sono i positivi dal 21 febbraio. Di questi in ospedale sono stati ricoverati 22.929, quindi si capisce
che almeno 430.000 persone positive sono state curate a casa o si sono curate a casa perché avevano sintomi e non ce li avevano proprio, hanno fatto solo l'isolamento. Siccome sembra che le cure domiciliari non le abbia fatte nessuno, è bene ricordarlo ogni tanto. Di 456.000, 22.000 in ospedale e praticamente 430.000 curati a casa. Alcune considerazioni. La prima, come lo vedrete dal modello, il modello non ci dà remissione della curva dell'infezione, e poi è giusto che ve ne parli il dottor Mongillo. Nulla di preoccupante, però comunque ci dice, guarda, che da qui alle prossime 3 settimane non è che arriva l'alluvione, però comunque non abbassate la guardia. L'infezione è evidente che ci sia, è un'infezione che peraltro stiamo gestendo bene, e vorrei ricordarvi, scusate, ho una montagna di carte oggi, vorrei ricordarvi che siamo ad oggi con una classificazione nazionale che ci dice un R con T 0,90, incidenza 92,9 casi su 100.000 abitanti a settimana, quindi incidenza 92,9, occupazione terapie intensive 5%, sono 54 se ci pensate su 1000, sono il 5%, occupazione area medica 3%. E questi sono dati che ci fanno ovviamente capire che siamo ancora in zona bianca, che non c'è un pericolo imminente di passaggio di zona, ma che ci dobbiamo mettere d'impegno, utilizzando le mascherine dove c'è assembramento, che sia all'aperto o al chiuso, se c'è assembramento devi usare questa mascherina, igiene delle mani, distanziamento da privilegiare sempre sociale, e cercare di accompagnare questo corso dell'infezione con la vaccinazione. I vaccinati in Veneto non sono pochi, perché il dottor Mongillo nel bollettino di oggi ci dice che 22.532 sono i vaccini fatti ieri, un bel numero. Fra l'altro c'è un incremento, perché ho visto c'è un incremento anche delle prenotazioni, abbiamo superato le 5.000 prenotazioni al giorno. Abbiamo già inoculato 6.312.541 dosi. 6.312.541 dosi. Qual è il contesto nel quale noi ci stiamo muovendo? E vi do i dati. La popolazione veneta vaccinabile è vaccinata o in procinto di essere vaccinata con la prenotazione per il 78,9%. Siamo già al 79%, per capirci. 78,9% è la media regionale. Vediamo le categorie di età. Chi ha più di 80 anni è vaccinato al 99%, cioè fatto 100 gli over 80, 99 hanno già il vaccino. 70-79 anni, 92%. 60-69 anni, 88%. 50-59 anni, 80%. Questo è un bel dato, perché sembrava che non ripartisse più questa fascia di età. 40-49 anni, 72%. 30-39 anni, 68%. 20-29 anni, il 74%. Notare questo dato che è importante. Cioè i 20-29 anni superano i 30-39 e i 40-49. C'è voglia di vaccino, insomma si vaccinano. I ragazzi dai 12 ai 19 anni ormai il 60%. Vi do un bel dato: dal 13 agosto, da quando abbiamo iniziato a garantire anche l'accesso diretto ai giovani dai 12 ai 25 anni, abbiamo avuto 25.300 accessi tra i giovani. 12-25 anni. Ricordo ai cittadini che noi abbiamo l'obbligo di garantire che la macchina vaccinale funzioni, e funziona, che i 12-25 anni hanno garantito l'accesso diretto in qualsiasi momento senza prenotazione,
E in egual misura accade anche per gli over 60. Chi ha più di 60 anni in Veneto può tranquillamente anche in questo momento alzarsi dal divano, dalla sedia, se ci sta ascoltando, e andare nel primo centro vaccinale e verrà vaccinato. La vaccinazione è volontaria, però è innegabile che la vaccinazione abbia cambiato il corso della storia del coronavirus. Lo vediamo nei ricoveri, dove ormai si vede che nelle terapie intensive un abbondante 80% di occupazione ce l'abbiamo con pazienti non vaccinati e in area medica oltre il 70% con pazienti non vaccinati. Ciò vuol dire che se avessimo per assurdo tutti vaccinati, in terapia intensiva avremo l'80% di ricoverati in meno. Quindi se oggi, nonostante ci siano 500, 600, 700, 800 contagiati al giorno che noi riusciamo a intercettare con i tamponi, nonostante questo la proiezione dei ricoveri è minimale, cioè per capirci, se fossimo ad aprile dell'anno scorso o a dicembre dell'anno scorso, noi oggi avremmo gli ospedali collassati. L'unica variante che si è introdotta è la vaccinazione, che funziona. Io faccio appello al governo affinché si decida velocemente per la terza dose. Se è sì per la terza dose, bisogna saperlo il prima possibile. Perché voglio ricordarvi che anche da un punto di vista così un po' di calendario, il 21 settembre inizia l'autunno. E se è sì per la terza dose, e se è sì, come ormai abbiamo iniziato a capire, che per i fragili, si inizia dai fragili, vuol dire che noi dobbiamo avere come focus fondamentale le case di riposo, tanto per iniziare dalle fragilità, no? E sono 30.000 ospiti, i quali anche per età hanno anche una risposta immunitaria che è di gran lunga inferiore a quella che può avere un giovane con le sue vaccinazioni. Oggi annuncio anche che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 di settembre, quindi chi vuole prenotarsi fino al 30 di settembre trova date e vaccini disponibili, Pfizer e Moderna. Io esorto tutti coloro che non sono tra le categorie, diciamo, fragili o che non si sono già vaccinati, di farlo adesso, perché se parte la terza dose tutti gli altri vanno in coda poi. Se si partirà con la terza dose che so, fra un giorno, fra due, fra una settimana, 3, mi sembra di capire anche dalle parole del Presidente Draghi che insomma sulla terza dose ormai ci sia una convergenza. Si sappia che noi, volenti o nolenti, dobbiamo mettere prioritarie le vaccinazioni ai pazienti fragili, agli anziani, e sono tanti, per cui si finisce che chi si è programmato la sua vaccinazione in tranquillità, magari un 30enne, un 20enne, un 50enne o un 40enne, rischia di trovarsi che la vaccinazione, a causa del tema della terza dose sui fragili e sugli anziani, magari se la dovrà fare a dicembre. Questo io ho l'obbligo di dirlo. Cioè, da qui a settembre potete prenotarvi, ci sono centinaia, migliaia di vaccini a disposizione. Però vorrei ricordare nuovamente che se partiamo con la terza dose le priorità cambieranno, cioè si va con gli anziani e quindi si torna a quel modello che già conoscevamo a gennaio 2021, quando tutti attendavamo che si finisse di vaccinare gli anziani, le RSA, i fragili, per poi passare alla comunità. Quindi se qualcuno ha deciso di vaccinarsi gli conviene prenotarsi subito, altrimenti rischia di vedere il suo vaccino a dicembre poi o a fine anno. Queste sono le considerazioni che faccio. La campagna vaccinale sta andando bene, siamo sicuramente una delle regioni che ha performato e sta performando meglio sul fronte delle vaccinazioni, ma anche sul fronte dei giovani, questo è il caso di dirlo. Vi ho portato i dati come vi porto sempre, e con la consueta trasparenza, nel senso che noi non siamo né per promuovere i vaccini né per affossare i vaccini, abbiamo un obbligo di legge che è chiaro, che è quello di garantire il servizio ai cittadini. Spero che i dibattiti Novax, Provax non si traducano in quello che è una guerra civile, quantomeno diciamo verbale, perché questo non aiuterebbe la nostra comunità a crescere e a uscire
da sto pantano nel quale ci troviamo, che si chiama coronavirus. Dall'altro spero sempre che il governo si attivi prima o poi, guardate, ho iniziato il governo Conte, continua il governo Draghi a dirlo, si attivi per una sorta di pubblicità istituzionale, comunicazione istituzionale, che non deve essere di promozione del vaccino, ma di informazione sui vaccini, partendo dalle fake news. Perché guardate che molti cittadini, allora se in Veneto è pur vero che ormai il 20% è ancora lo zoccolo duro, brutto da dire, rappresenta chi ancora non si è vaccinato o non si è prenotato, è pur vero che non è un 20% di fondamentalisti Novax che sono contrari senza se e senza ma ad ogni forma di vaccinazione. C'è chi non si può vaccinare, questi li dobbiamo rispettare, perché non si possono vaccinare. In questo 20% sono coloro che non si possono vaccinare clinicamente, ma abbiamo anche presenti coloro magari che hanno paura di vaccinarsi, perché sono sostanzialmente bersaglio di informazioni a senso unico, che sono quelle che poi definiamo fake news. E poi ci sono quelli che comunque non si vaccineranno mai perché hanno deciso di non vaccinarsi mai. Nell'ambito della volontarietà penso che sia fondamentale fare un'informazione corretta di accompagnamento alla vaccinazione. Ormai non siamo più in fase emergenziale con i vaccini. Vedete che l'FDA americana ha già approvato i dossier, se non ricordo male, sono stati presentati i dossier sia di Pfizer e di Moderna per uscire da questa fase emergenziale e quindi strutturare il riconoscimento del vaccino. Funziona, per cui questo è quello che mi sento di dire. Passerei la parola alle domande. Ecco, allora io ho prenotati Filippo Tosato e poi Angela Federica. Prego. Buongiorno Presidente. Dunque, a proposito di appello al governo di Draghi eccetera eccetera, il Presidente Draghi si è dichiarato favorevole all'introduzione dell'obbligo vaccinale e su questo tema ci sono opinioni discordi, ad esempio tra Draghi stesso e il segretario della Lega Salvini, che non solo dissente sull'obbligo vaccinale, ma pare di capire non sia entusiasta neanche del Green Pass, l'obbligo di esibire il Green Pass in una serie di ambienti. Qual è un po' la sua posizione, nel senso che lei dal punto di vista Presidente della Regione ha fatto ogni sforzo sul piano della campagna vaccinale, allo stesso tempo ricorda spesso che è un atto volontario. Sì. Un eventuale obbligo per legge come la vedrebbe? Ma guarda, io non commento un eventuale obbligo perché bisogna vedere come è strutturato. Ricordo che in Italia ci sono già 11 vaccini la cui somministrazione è in via teorica obbligatoria. Dico in via teorica perché poi c'è chi non se li fa e continuano a farseli, perché dobbiamo anche essere onesti intellettualmente e dire che abbiamo già vissuto questa esperienza, perché noi veneti siamo stati l'unica comunità in Italia che ha gestito per 10 anni l'accesso volontario ai vaccini, a differenza di tutto il resto d'Italia che aveva l'obbligatorietà vaccinale. E abbiamo visto che nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale c'è ancora chi comunque non lo fa fare ai propri figli il vaccino. In linea di principio ci sono 11 vaccini obbligatori oggi in Italia. A livello internazionale, soprattutto europeo, non mi risulta, non vorrei dire una cretinata, che a tutt'oggi ci sia un paese che abbia adottato l'obbligatorietà vaccinale per il Covid. C'è da dire che se pensate che anche questo dibattito è un po' il segno dei tempi, no? Obbligatorietà, volontarietà, diciamolo fino in fondo. Arrivare alla obbligatorietà è un po' una sconfitta, no? Socialmente, no? Cioè tu dici, se un paese si ritrova costretto ad attuare l'obbligatorietà come piano di sanità pubblica vuol dire che non c'è presa di coscienza. E quindi noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, c'è qui il dottor Mongillo, potrebbe esserci la dottoressa Russo e l'assessore Lanzarin, cercando di gestire questa campagna vaccinale in maniera efficiente nell'ambito della volontarietà, e ci siamo riusciti.
perché noi comunque possiamo presentare un risultato che è unico, cioè l'80% ormai per noi è raggiunto di vaccinazione, con la volontarietà, voglio ricordare, senza nessuna campagna vaccinale di promozione, ma per scelta, perché è giusto anche, come si può dire, provare fino in fondo a fare qualcosa che sia assolutamente rispettoso delle idee di tutti. L'obbligatorietà, voi la conoscete la mia posizione, io penso che ve l'ho sempre espressa, no? Venendo da questa, io dico una roba, bisogna vedere poi come viene interpretata, perché mi sembra di capire che in origine, ma anche nelle discussioni europee, quando si parla di obbligatorietà sia più che altro riferita a delle categorie professionali, e quindi ce ne abbiamo già alcune obbligatorietà. Basti pensare che noi abbiamo, che so, i medici che sono obbligati a vaccinarsi, lo sono al punto tale che se non si vaccinano c'è tutta una procedura che viene attuata e che arriva fino all'allontanamento dal posto di lavoro, alla censura, insomma c'è tutta una procedura. Quindi immagino, ma non ne ho fonti ovviamente autorevoli, leggo anch'io i giornali come voi, anzi voi li scrivete, e io immagino che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali, ma mi fermo qui, non ne so nulla di questa idea. Peraltro il Presidente del Consiglio oggi compie anche gli anni, gli facciamo gli auguri, mi è venuto in mente adesso, se non sbaglio. Ecco, in quest'ambito una curiosità innocente. Perché tu abbia curiosità innocente è tutto da dimostrare. Lei mi addolora con questi. Insomma, innocente tosato, ma insomma. Ha mai avuto modo di affrontare nel concreto con il segretario Salvini la questione vaccinale? Cioè un confronto tra voi due in base alle esperienze diverse, l'esperienza del Presidente di una regione importante, l'esperienza di uno segretario politico. Ma ne abbiamo parlato in quelle riunioni che vengono fatte, cioè la posizione penso che sia ufficiale, noi non siamo contro i vaccini. Penso che sia chiaro, no? E quindi la campagna vaccinale, cioè, pensate solo che comunque noi l'abbiamo portata avanti, del resto la Lega è al governo, in un governo nel quale la vaccinazione non viene ripudiata. Ma Salvini stesso si è vaccinato, per cui penso che è sufficiente fermarsi qui in tutta questa partita. Dopodiché che ci sia dibattito, penso che sia anche sale della democrazia, nel rispetto poi di scelte tecniche che non competono a noi, cioè decidere se autorizzare, scusatemi, la terza dose non è un problema della politica. La politica può dire: guardate che se avete deciso ditecelo, perché noi poi dobbiamo organizzare le vaccinazioni, ma lo deve decidere il comitato tecnico scientifico, cioè lo devono decidere gli scienziati come per altre robe. Le chiedo un'ultima cosa che nasce proprio da un fatto di cronaca. Lei prima ha citato il grande numero di test di tampone che viene eseguito ed è davvero un numero enorme. Ecco, nell'azienda sanitaria di Padova è emersa una polemica sollevata dalla CGIL che riguarda i lavoratori impegnati, diciamo, nella catena dei tamponi. E si dice che questi lavoratori in fase di rinnovo contrattuale si sono visti passare da un contratto a tempo indeterminato a un contratto determinato, precario, quasi da lavoratori a cottimo. E che questo non è un Detta così mi sembra improbabile che uno passi nel pubblico da un indeterminato a determinato, forse un po' da approfondire questa roba. Non le stesse persone, ma insomma si dice che le prime assunzioni sono state fatte in un modo, quelle successive con contratti diversi. So. Compete al dottor Dalben, che gode della nostra fiducia e sceglierà il meglio per l'amministrazione. La ringrazio. Prego.
Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno sul tema sollevato prima dalla collega Tosato, e cioè Prego. l'obbligo vaccinale, appunto. Sì. Anche il suo collega Federica si diceva un po' perplesso rispetto a questa introduzione, poiché ricordava che tra i sanitari già esiste, ma tante difficoltà ha generato, e ha detto testualmente: non ci siamo riusciti neanche con loro, figuriamoci con gli altri. È preoccupato che, appunto, pur andando per categorie, si possa ingenerare un effetto di divisione, appunto, sociale, come si è visto con la categoria medico-sanitaria? Ma guardate, io se cerco di guardare obiettivamente, in Veneto abbiamo l'80% dei cittadini in maniera trasversale che si sono vaccinati di fatto ad oggi. Quindi sono ancora ottimista, spero ancora che si possa crescere ancora di più. Voglio ricordarvi che l'80% in via teorica è un atto anche di solidarietà dell'80% della popolazione che si vaccina per quelli che non si vaccinano. Perché adesso c'è poco da fare gli eroi, ma quelli che si sono vaccinati permettono che questa regione, che questo paese sia aperto. Vedete cosa sta accadendo in giro per il mondo. Quindi a me spiace che ci sia un dibattito che a volte ha dei toni assolutamente non ammissibili e con un'aggressività che è senza giustificazione. Ma del resto questa è anche un po' l'idea spesso anarchica che è stata coltivata in questo paese, no? Di essere sempre vittime del sopruso, no? Perché ogni legge è un sopruso, ogni legge è un atto di privazione della libertà. Cioè, siamo davanti a un'infezione che è senza paragoni nella storia. Ne parlavo con il professor Palù e un altro collega virologo, e entrambi dicevano che non c'è storia, nel senso che così non è mai accaduto, in virtù del fatto che siamo davanti a un mondo connesso, ovviamente. Per cui vedremo cosa decidono, cioè, la nostra posizione è chiara come Veneto. Non è invece ancora chiaro, mi perdoni, il rapporto che ha con Salvini su questi temi, nel senso che il segretario anche ieri se ne è uscito con le dichiarazioni sulla gratuità dei tamponi, ricordiamo che in Veneto invece è stato deciso di ripristinare il pagamento proprio per non ingenerare quella corsa al tampone troppo facile per eludere il Green Pass, e il suo partito nella Commissione Affari Sociali della Camera ha votato contro l'obbligo di Green Pass insieme a Fratelli d'Italia, quindi uscendo temporaneamente dalla maggioranza e votando insieme all'opposizione. Può chiarire in maniera definitiva qual è la posizione sua e se c'è una differenza, perché a tutti gli effetti sta apparendo questa? No, guardi, a me risulta che avessero 916 emendamenti, quindi già il fatto che la Lega presenti 916 emendamenti in commissione, me la sono fatta spiegare, è indicatore del fatto che c'era, come si può dire, un dibattito politico forte, perché 916 emendamenti, c'è un blocco di emendamenti, per cui è ovvio che c'è una prova di forza all'interno delle diverse forze politiche, ma del resto basterebbe guardare cosa è accaduto sulla riforma della giustizia e quanti emendamenti i 5 Stelle hanno presentato. Dei 916 sono stati poi, per un fatto, come si può dire, di gentleman agreement, ne hanno ritirati la stragrande maggioranza, ne sono rimasti 40. Dei 40 alcuni sono stati approvati. Allora, se è vero che tra i 40 c'era anche, così, fra virgolette, l'abrogazione del Green Pass, dall'altro è altrettanto vero che nei 40 ce n'è uno che proroga il Green Pass dai 9 ai 12 mesi che è stato approvato. Schizofrenia politica questa, allora? No, il fatto è che il dibattito politico c'è stato. È anche vero che sono stati introdotti, grazie a uno di questi 40 emendamenti, i tamponi molecolari salivari. È anche vero che grazie a uno di questi 40 emendamenti della Lega, rispondo a una domanda che mi avete fatto, si è prorogato i termini per poter assumere ancora medici e infermieri dall'estero per le RSA, per gli ospedali. Mi fermo qui, quindi il Green Pass c'è, io ce l'ho, ce l'ha anche Salvini fra l'altro, ho letto che anche lui ha detto io ce l'ho il Green Pass. Noi stiamo operando in regime di Green Pass e non c'è nessuna mia posizione, insomma, contro il Green Pass, ma del resto voglio ricordare che la Lega ha fatto approvare un emendamento secondo me corretto di allungamento dai 9 ai 12 mesi del Green Pass. E sulla gratuità dei tamponi, Presidente? Sulla gratuità dei tamponi, guardate, se la vogliamo leggere senza pensare al dibattito politico, alle polemiche, è una questione da spiegare con un minimo di obiettività.
Noi siamo stati quelli che hanno fatto tanti tamponi per evitare di trovarci sorprese, li facevamo gratuiti, ma per un motivo tu lo sai, perché nessuno veniva a farsi i tamponi. Ve lo ricordate? Non c'era ancora l'obbligo del Green Pass e in quella fase a noi servivano i tamponi gratuiti per monitorare il grado di circolazione del virus. Quindi non voglio che qualcuno venda l'iniziativa del Veneto collegata o scollegata dal Green Pass. È una roba per i cavoli suoi, che aveva un motivo che era quello dello screening sociale. Li abbiamo sospesi il momento in cui il Green Pass ci ha fatto schizzare verso l'alto l'accesso ai tamponi, non eravamo in grado di sostenerlo. E mi fermo qui. Però c'è una questione che non è irrilevante. Ci sono dei cittadini in Italia, non so se sono 10, 15, 20%, che comunque non possono vaccinarsi. Ce li abbiamo anche noi in Veneto. E che comunque se vogliono andare al ristorante o da altre parti devono farsi il tampone. Questo ad esempio è un'area grigia che ha diritto a una risposta. Se poi mi dite che la gratuità serve per bypassare il Green Pass e quindi di conseguenza il vaccino, quella è un'altra roba. Ma comunque è innegabile che ci siano dei cittadini che hanno bisogno di farsi i tamponi perché non possono farsi il vaccino. Se poi vogliamo anche metterci assieme a questi cittadini una fascia delicatissima che è quella dei minori, noi siamo bersagliati da minori che devono fare sport. I minori sono, i 12-19 sono vaccinati al 60%. Capite che i minori sono una no-fly zone. In questa fase di non obbligatorietà abbiamo anche molti ragazzini che devono fare sport e hanno bisogno di 3 tamponi alla settimana. Questo è un altro tema sul quale bisogna discutere, ma per discutere di questi temi non necessariamente uno deve essere contro i vaccini e contro il Green Pass. C'è la mia posizione. Grazie. Prego. Nel frattempo ha chiesto di intervenire Cristina Giacomuzzo, poi Pittarello. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei prima parlava dell'importanza in questo momento e quindi un appello per una campagna di informazione sul vaccino, rivolto, mi pareva di capire, a livello nazionale. Come Regione si sta muovendo, si sta pensando? No, non la stiamo facendo perché io sono estremamente convinto che deve essere autorevole, validata dalla comunità scientifica e dovrebbe partire da quelle che noi riteniamo fake news. Ad esempio in questa fase storica la notizia che più circola nei social è quella delle reazioni avverse e dei malati gravi da vaccinazione. Vogliamo chiarirla sta storia o no? Perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che la reazione avversa sono anche le 3 linee di febbre, che uno segnala che ha avuto la febbre. Ma non è una novità nella somministrazione del vaccino in generale, nei vaccini in generale, piuttosto che le diarree o il mal di testa o altro. Cioè abbiamo 11 vaccini obbligatori e penso che molti genitori possano commentare che tu sei mamma, cioè quante volte hai avuto la febbre ai tuoi figli con i vaccini, cioè succede. Quindi io direi che è fondamentale rispondere a questi temi, non sono fake news, ok, chiariamola fino in fondo, perché c'è un contingente ancora che secondo me potrebbe farsi il vaccino di persone che nell'ambito della volontarietà, se fossero giustamente informate, avrebbero una diminuzione della loro paura e ansia all'accesso ai vaccini. Ma sentite, ha senso che ancora si diffonda un video mio che sta girando da 3 mesi, nel quale è stato tagliato, oppure l'avrete anche visto, opportunamente, c'ho l'assessore Lanzarin al mio fianco e dico né io né l'assessore Lanzarin ci siamo vaccinati, non ci pensiamo proprio, ma poi il video continuava dicendo prima è giusto che vengano vaccinati gli anziani, invece mandano in giro sto video, voi dovete leggere i commenti sotto, lasciate perdere il video, i commenti sono tutti quelli di persone che dicono vedi neanche lui si è vaccinato, io mi sono vaccinato, ho fatto 2 dosi di Pfizer, ho il Green Pass e se c'è la terza dose da fare me la faccio subito, tanto per capirci, perché ho visto i dati israeliani, insomma cioè, il tema degli anticorpi è un tema non da poco. Voglio ricordare che 2 giorni fa è morto un ragazzo di 39 anni ricoverato da 4 giorni in terapia intensiva a Conegliano, che abbiamo
persone di 30enni, 50enni in terapia intensiva, insomma lo scenario sta cambiando. Nonostante ci siano monoclonali, nonostante ci sia un sacco di cure che non avevamo nel 2020, ma se non ti vaccini è come buttarsi dall'aereo senza paracadute, dipende quanto alto è l'aereo. Stefano Pittarello. Buongiorno. Buongiorno. Dice il Presidente che il 30 settembre, cioè aperte le agende vaccinali fino al 30 settembre con Pfizer e Moderna, se ho scritto correttamente. Sì. Un po' l'occasione per fare anche un po' il punto su come stiano procedendo le scorte, nel senso rispetto a altri momenti è tutto tranquillo. Ne abbiamo, guarda, scorte ne abbiamo, ti posso dire questa mattina. Ecco, questa mattina noi abbiamo aspetta di qua. Scusate un attimo. Eccoli qua. Abbiamo 400, vi do allora, di Pfizer abbiamo 455.119 dosi, di Moderna 208.358, Johnson & Johnson sono 44.982, AstraZeneca 63.430. In totale comunque di vaccini presenti ne abbiamo 771.889 dosi, guardate, ne abbiamo che bastano per tutti quelli che mancano ancora da vaccinare. E Astra praticamente non... Noi Astra non riceviamo più e anche Johnson mi sembra, no? Noi i vettori virali non li riceviamo più, ma penso da un mese e mezzo ormai. Quindi questi che vedete sono un magazzino che abbiamo e basta. Prego. Grazie, io non ho altre richieste di giornalisti per il Presidente. Scusa, Marco Bonet. Prego Marco. Prego. Volevo sapere il piano per la scuola, se ce lo presenterete, il tema delle sentinelle per salivali. In maniera puntuale assieme a quello dei trasporti la prossima settimana. Okay. Quindi oggi è venerdì, se non è lunedì sarà mercoledì. Ok. Quindi in maniera... Sì, perché anche questo fatto che i test salivali adesso sono ok per il Green Pass apre tutto un capitolo, no? Ma noi faremo salivari molecolari perché ne abbiamo quasi 1 milione per le scuole. E penso che il fatto, questo è un emendamento Lega, va ricordato, il fatto che ci siano i salivari molecolari che sono validati, non stiamo parlando dei rapidi salivari, e anche ancora meno invasivo, pensate, per i ragazzini, per i bambini. Se uno deve fare un contact tracing e c'è un bambino in casa di un contagiato, invece di arrivare allo stecco sul naso magari si fa un salivare, a parte il fatto che ormai i tamponi nasali sono tutti su fossa nasale, per cui hanno un'invasività che è zero, non sono più, ecco, anche questo lo dobbiamo dire ai cittadini, molti non vanno a farsi il tampone perché hanno paura, perché hanno provato il primo tampone, non si fa praticamente più quel tampone lì, quindi non fa male. Prego dottor Mongillo. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi per una volta non vi parlo almeno di mia iniziativa dell'andamento della campagna di vaccinazione, parliamo di qualcos'altro. Naturalmente se c'è qualche aspetto o qualche domanda sono naturalmente disponibile anche per la campagna di vaccinazione. Allora, oggi in particolare volevo in maniera sintetica presentare quello che, senza entrare in aspetti clinici che non rientrano tra le mie competenze, quindi guardiamo quello che è una valutazione del possibile andamento dell'epidemia, con particolare riferimento alla proiezione dell'impatto sulle terapie intensive e dei dati sui positivi, quindi i nuovi casi, che sono 2 aspetti che noi fin dall'inizio monitoriamo molto attentamente e riserviamo in particolare alle terapie intensive un'attenzione particolarmente alta. Quindi in particolare oggi vi presento quello che è l'attuale previsione. Come tutte le previsioni, quindi è basata sui dati ad oggi disponibili e ha un certo margine di incertezza, e quindi una proiezione che dà dei massimi, dei minimi, quindi una sorta di cono d'ombra, ma che ovviamente non può essere presa come qualcosa di scolpito nella pietra.
Una breve premessa però, intanto il modello che è stato sviluppato a livello regionale ovviamente si basa su dei consolidati principi internazionali, anche quindi su modelli scientifici validati a livello internazionale, però la cosa importante è tarato ovviamente sui dati storici registrati in Veneto fin dall'inizio dell'epidemia, ed è un sistema quindi che, tra virgolette, impara in tempo reale e si aggiorna con quello che è successo, e in base a quello che è successo e che succede prova a fare delle proiezioni su quello che potrebbe succedere. In particolare la finestra temporale sulla quale il modello si spinge a fare delle previsioni è da oggi a 3 settimane in avanti. Okay. In particolare sono diversi parametri che vengono stimati: l'RCT, l'andamento delle terapie intensive, i casi positivi, eccetera. Oggi ci concentriamo sulle terapie intensive e sull'andamento dei casi positivi. Come dicevo, c'è sempre un margine di incertezza, però valutando tutto quello che il modello aveva previsto e confrontandolo con quello che poi si è effettivamente registrato, abbiamo sempre visto che queste due curve sono molto vicine, sono abbastanza sovrapponibili. Inizialmente abbiamo ipotizzato che ci fosse un margine di errore accettabile, siamo sempre stati al di sotto di questo margine di errore del 10%, quindi devo dire che sono modelli che sono sempre stati discretamente attendibili, nel senso che la curva di quello che era previsto è sempre stata molto vicina alla curva di quello che poi si è realizzato. In particolare, e ho finito con le premesse, andiamo a vedere la proiezione delle terapie intensive. Cioè, ad oggi, sulla base di quello che sono i dati disponibili, faccio questa precisazione per far capire che non abbiamo tralasciato alcun aspetto. Non valutiamo quello che è disponibile oggi, ma quello che è disponibile 2 giorni fa, quindi 48 ore precedenti, in modo da evitare qualsiasi errore o ritardo di classificazione. Quindi la stima è basata su dati consolidati, quindi con un ritardo di 48 ore. Ad oggi 48 ore fa avevamo 53 posti in terapia intensiva, la proiezione a 3 settimane è di arrivare con un piccolo aumento a 60 posti occupati di terapia intensiva. È una variazione stimata di circa 7 posti occupati, se volete anche in percentuale circa l'11% in più di quello che abbiamo oggi. È una proiezione, ovviamente la proiezione dà un'area di incertezza, qualunque punto dentro quest'area di incertezza è plausibile, quindi potremmo aspettarci sia un andamento in flessione sia un andamento leggermente in aumento, però se vogliamo concentrarci intorno a una cifra, la previsione fatta oggi con tutte le premesse che ho detto ci dice che da qui a 3 settimane dovremmo arrivare a circa 60 posti occupati in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece l'andamento dei positivi, quindi dei casi, anche qui per precisione, mentre con le terapie intensive i dati sono aggiornati con 48 ore di ritardo, per quanto riguarda i casi positivi partiamo da un po' più indietro, quindi sono dati di 4 giorni, e questo per metterci al sicuro da tutti i possibili ritardi diagnostici o di registrazione, quindi per stimare qualcosa su delle fondamenta abbastanza stabili. 4 giorni fa quindi avevamo 12.945 soggetti attualmente positivi, la stima di qui a 3 settimane è di arrivare a un incremento di circa 1.800 nuovi positivi, per un totale di 14.700 circa, poi sono numeri che possiamo mettere a disposizione. Queste, ripeto, sono stime sulla base di quello che abbiamo registrato, con tutta l'esperienza di quello che è successo in 1 anno e mezzo sull'andamento dei dati, e con una proiezione a 3 settimane. Abbiamo voluto anche fare dei confronti per validare ulteriormente il metodo con altri sistemi di stime che ci sono a livello nazionale, e posso dire che siamo abbastanza allineati, e ci sono vari sistemi, vari modelli di cui non entro nel merito delle scelte matematiche alla loro base, però tutto sommato con l'attuale scenario epidemiologico tutti concordano su questo andamento. Cito solamente un esempio: c'è un modello dell'Istituto Superiore di Sanità un po' più come posso dire complesso da interpretare, perché fa una stima probabilistica
e ci dice in particolare che da qui a 3 settimane, il periodo di previsione è circa lo stesso, avremo una probabilità superiore al 50%, quindi non è molto preciso perché una probabilità superiore al 50% non è molto solida, non è molto granitica. Comunque avremo una probabilità di arrivare a una copertura di posti letto in terapia intensiva di circa il 10%. Anche questo però è un sistema di previsione molto sensibile. Abbiamo avuto altre previsioni dell'istituto, magari anche nelle settimane precedenti, molto sensibili all'andamento, che descrivevano fluttuando scenari molto rassicuranti o molto catastrofici. Quindi noi riteniamo comunque che globalmente attualmente siamo abbastanza allineati come previsioni su quello che è il nostro modello. Questo per dire in maniera sintetica quelli che sono i 2 aspetti principali oggetto di attenzione. Saremo probabilmente pronti entro la settimana prossima, lo posso anticipare, perché stiamo avendo i primi risultati di anche questa è una stima, è una proiezione, ma quanti decessi si sarebbero abbiamo evitato con la vaccinazione. Quindi stiamo calcolando, se non avessimo vaccinato nessuno, quale sarebbe stato l'andamento, quindi non in questo caso di terapie intensive o di casi positivi, ma di deceduti. Questo per capire che impatto ha avuto e sta avendo la vaccinazione. Concludo, ma è strettamente collegato a quello che ho appena detto, e tra qualche giorno o qualche settimana, insomma circa una settimana, dovremo avere i risultati di questo che ho appena detto. Qualcosa è già evidente e si vede nelle curve di quello che è stato l'impatto della vaccinazione. Poi è un grafico che trovate nel materiale che mettiamo a disposizione, ma c'è un grafico che mette in relazione tutti i decessi che ci sono stati in Veneto e in particolare i decessi all'interno delle case di riposo. Si vede che la curva dei decessi nelle case di riposo è praticamente ridotta al minimo da quando c'è la vaccinazione, mentre è continuata al di fuori delle case di riposo. Comunque adesso lo so che immaginare a parole un grafico che sto descrivendo è difficile, poi col supporto iconografico sarà facile capire ed è adeguatamente evidenziato, insomma, questa parte della curva, che è ovviamente l'effetto della vaccinazione, che ha visto tra gli ospiti delle case di riposo i primi soggetti insieme agli operatori sanitari, e quindi sono i primi su cui è fortemente visibile l'impatto di quello che è stata la campagna di vaccinazione. Io avrei finito con uno sguardo sui numeri in avanti, naturalmente sono a disposizione. Mongillo, se ci sono domande, sì, Filippo Tosato e poi Angela Pederiva. Ecco, dottore, lei ha detto che c'è un margine di incertezza, di errore in queste previsioni. È un margine che si può ritenere inferiore al 10%? Sì, ho dimenticato di dire il numero preciso, avevo solamente detto prima che noi abbiamo ritenuto che l'errore fosse accettabile fino al 10%. Andando a vedere in particolare quello che è successo in base a quello che avevamo previsto, per quanto riguarda le terapie intensive, le curve sono molto vicine, con un errore dell'8%. Mentre per quanto riguarda i positivi la previsione è stata più accurata, perché l'errore che abbiamo registrato negli ultimi mesi è del 6%, lo scostamento tra l'atteso, il previsto e poi l'effettivamente registrato. Quindi sì, grazie per la domanda, perché avevo dimenticato di dire i numeri puntuali. C'è una previsione che riguarda la dinamica dei decessi? Allora, probabilmente lo possiamo fare, lo possiamo calcolare. Noi ci siamo concentrati su questi 2 aspetti. Per quanto riguarda i decessi c'è un limite da tenere conto. Adesso fare una stima in questi giorni in cui i decessi fortunatamente sono molto pochi, una stima basata su piccoli numeri si presta a delle distorsioni, a delle fluttuazioni molto ampie. Però nell'ambito di quel lavoro di cui presenteremo gli esiti che ho annunciato poco fa, quindi quello per stimare che decessi ci sarebbero stati senza la vaccinazione, probabilmente un approfondimento su questo potremmo ottenerlo. Va bene. Le chiedo un'ultima cosa, ma proprio è un dettaglio, nel senso che il Presidente Zaia prima ci parlava dell'80% della popolazione che ha aderito alla campagna vaccinale. Allora poi ha specificato, ci metto dentro i vaccinati, quelli che hanno fatto il ciclo completo, e quelli che hanno prenotato
Esatto, sì, i numeri che ha dato prima sono quelli attualmente vaccinati più quelli che attualmente si sono prenotati, quindi hanno manifestato l'intenzione di vaccinarsi. Quindi è un dato formato da una parte con vaccini già somministrati e una parte che lo farà. Voglio dire, nella realtà quelli che si sono prenotati non sono vaccinati. Infatti, ma lui in premessa l'aveva detto, quelli sono tutti quelli vaccinati o agganciati dal sistema. Quelli attualmente vaccinati siamo al 77,9%. Al 77,9%, sì. Va bene. Questi sono quelli ad oggi vaccinati. Lui ha dato il dato cumulativo tra i vaccinati e i futuri vaccinati in base alla prenotazione. Per una prenotazione verosimilmente uno può sempre cambiare idea, ma è seguita poi dalla presentazione al centro vaccinale per la somministrazione. Bene, grazie. Grazie, buongiorno dottore. Buongiorno. Solo 2 chiarimenti sui numeri. Ci può dare l'incremento percentuale nella stima dell'aumento dei positivi nelle prossime 3 settimane? Forse l'avevo tralasciato, comunque in base a quello che sappiamo oggi è più 12,4%. Perfetto, grazie. E quando ha citato quell'altro sistema di calcolo, di stima da parte degli SS e citava questa probabilità al 50% di arrivare al 10% di occupazione dei reparti di terapia intensiva, si riferiva al Veneto ovviamente? Era il Veneto. Sì, l'istituto fa una stima personalizzata per ogni regione. Perfetto. Però quella non la commenterei eccessivamente perché per esempio nelle 2 settimane precedenti, nella stima fatta dall'istituto, che era relativa quindi ai giorni che stiamo vivendo oggi, c'era uno scenario molto peggiore che poi non si è verificato. Quindi noi la consideriamo come un elemento informativo tra le varie stime che ci sono, ma la stima che abbiamo fatto con il nostro modello si è rilevata più accurata, più attendibile. Grazie. Prego. Marco Bonet. Adesso non so se magari compete a lei la lettura di scenario, però con questi numeri qui la gente si chiede che autunno e che inverno ci attendono. A me pare di capire abbastanza sereno, salvo cataclismi, no? Cioè gli incrementi percentuali sono molto piccoli, siamo lontani dai numeri a cui eravamo abituati nei mesi scorsi, nelle altre ondate. Allora, queste sono le proiezioni con tutte le incertezze che abbiamo fatto. Siamo tutti curiosi di capire l'impatto che ci sarà con l'apertura della scuola. Quindi difficile dire che questo è lo scenario che avremo di qui a dicembre, magari ne riparliamo tra qualche settimana dopo che si è aperta la scuola, non tanto per quello che succede in classe, perché l'attenzione su quello che c'è in classe è molto alta, c'è il sistema di monitoraggio, ci sono le nuove linee guida nazionali che saranno oggetto sicuramente di un approfondimento la settimana prossima, ma per tutto il contorno che è legato al mondo della scuola, quindi rivaluteremo quei numeri che ho presentato oggi anche dopo qualche settimana dal 13 settembre. Lì magari saremo in grado di fare di alzare un po' lo sguardo un po' più lontano. Ecco. Allora, grazie, non vedo altri colleghi che intendono intervenire. Grazie dottor Mongillo, appuntamento alla prossima volta. Grazie. E con le parole del dottor Mongillo della prevenzione, che ha fatto una proiezione di quello che potrebbe essere lo scenario da qui a 3 settimane per quanto riguarda le terapie intensive da un lato e per quanto riguarda i positivi dall'altro. Partirei proprio da qui perché sono interessanti i dati che emergono da questa proiezione che naturalmente in una premessa d'obbligo ha fatto il dottor Mongillo, ovvero che c'è un'area di incertezza in queste proiezioni, anche se poi le precedenti proiezioni hanno dimostrato che l'errore era al di sotto del 10%, cioè quella variabile diciamo così, da quello che si è verificato poi nella realtà a quelle che erano state le previsioni fatte dagli uffici, hanno dimostrato delle variabili appunto inferiori al 10%, dunque molto molto vicine a quella che poi è stato lo scenario che si è realizzato. Una stima che è basata per quanto riguarda le terapie intensive ai dati riferiti a 48 ore fa per evitare, ha spiegato il dottor Mongillo,
Mongillo, qualsiasi dato che viene caricato successivamente. E quindi se 48 ore fa avevamo 53 pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Veneto, tra 3 settimane potrebbero esserci 60 pazienti complessivamente, con un incremento dell'11% circa, e quindi con una variazione di circa 7 posti letto in più in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece i positivi, qui il dato a cui si fa riferimento è quello di 4 giorni fa, ha detto il dottor Mongillo, per avere delle fondamenta solide di analisi e quindi di proiezione. Ebbene, se 4 giorni fa in Veneto si registravano 12.945 persone attualmente positive, 4 giorni fa si potrebbe arrivare tra 3 settimane ad avere 14.700 positivi circa, quindi con un incremento del 12,4%, pari a 1.800 positivi in più. Entro la prossima settimana, ha annunciato Mongillo, ci potrebbe essere anche potrebbero esserci anche dei dati di quello che sarebbe stato il numero di decessi registrati in Veneto se non ci fossero le vaccinazioni. Ha poi parlato, facendola immaginare un grafico relativo alla curva dei decessi che all'interno delle RSA, delle case di riposo, si è praticamente ridotta al minimo, quasi azzerandosi. Sappiamo che la popolazione delle RSA, gli ospiti ma anche il personale, è stato tra i primi ad essere vaccinato. Ha detto che adesso sarà importante vedere, per avere uno scenario un po' più definito, quello che accadrà da qui alle prossime settimane con la riapertura delle scuole. Non tanto ha specificato per quello che accade all'interno delle aule, dove tutte le misure vengono rispettate con estrema attenzione. Tra l'altro, tra lunedì o mercoledì il presidente Zaia ha annunciato che verrà presentato il piano scuole e trasporti proprio in vista della ripresa dell'anno scolastico, ma ha spiegato il dottor Mongillo per quello che accade una volta che i ragazzi escono dagli istituti, e dunque sarà importante capire lì come si muoverà la curva del contagio. Vediamo ad oggi invece a quello che è il bollettino di cui ha parlato ad inizio conferenza stampa il presidente Zaia. Abbiamo anche proprio la grafica del bollettino di Azienda Zero. Vediamo che nelle ultime 24 ore sono 637 le persone risultate positive, con un'incidenza, a fronte di un numero importante di tamponi, con un'incidenza dell'1,53%. Ci sono 279 persone ricoverate per Covid negli ospedali veneti in questo momento, con 7 pazienti in meno rispetto a 24 ore fa. Di questi 225 in area non critica, con 6 pazienti in meno, e 54 in terapia intensiva, con un paziente in meno. Si registrano sempre nelle ultime 24 ore 2 nuovi decessi. Zaia ha detto: non ci sono segnali di una remissione della curva dell'infezione, nulla di preoccupante. Ha detto, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Dunque, da un lato mantenere tutte le misure di sicurezza, dalla mascherina all'igienizzazione delle mani, alla distanza di sicurezza, e dall'altro la vaccinazione, che continua a dimostrare come sia l'unica strada in questo momento percorribile per uscire dall'incubo Covid. Naturalmente, ha ribadito, resta volontaria, ma sappiamo che i vaccini adesso ci sono esattamente 771.889 dosi di vaccino in magazzino, Pfizer e Moderna. Non stanno più arrivando naturalmente forniture di AstraZeneca e Johnson & Johnson, dunque il magazzino c'è e le dosi di vaccino sono a disposizione di tutti. Certo è, ha detto Zaia, va un appello al governo, quello di decidere in tempi rapidi se si dovrà fare la terza dose per anziani e categorie fragili, perché in questo caso, ha specificato, sarà data priorità a loro, quindi alle terze dosi, e chi è in attesa e chi deciderà successivamente di prenotare la propria seduta vaccinale andrà in coda, e quindi dovrà attendere di completare il richiamo e quindi la terza dose. Aumentano anche le prenotazioni per il vaccino, siamo a oltre 5.000 prenotazioni al giorno.
E allora vediamo anche quello che è il grafico proprio della campagna vaccinale. Sono 6.312.541 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, oltre 22.000 dosi. Siamo arrivati ad avere 3.065.733 veneti che hanno completato il ciclo vaccinale e quindi che sono vaccinati completamente. Per quanto riguarda anche le fasce d'età, ecco, vedete poi che il 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre il 62% l'ha completata. E ha detto il presidente Zaia, il 78,9% dei veneti è già vaccinato o ha prenotato la vaccinazione, quindi nei prossimi giorni riceverà la dose di vaccino. Questa è la percentuale che ha fornito il Presidente per fare un quadro di quella che è la situazione sul fronte vaccinazioni. Scendiamo nella nostra grafica per vedere anche quella che è la copertura vaccinale divisa per fascia d'età e vedete come il 96,5% degli ultra ottantenni abbia ricevuto la prima dose, il 91,4% degli ultra settantenni, l'87% tra i 60 e i 69 anni. Stanno recuperando poi le fasce dove si andava un po' più a rilento e quindi il 79,3% degli ultra cinquantenni ha ricevuto almeno una dose, il 71,1% dei 40-49 anni. Cresce anche il numero tra i 30 e i 39 anni, siamo al 66,7%, il 72,5%, quindi oltre le altre due fasce precedenti, quindi gli over 30 e gli over 40, dei 20-29 anni ha ricevuto almeno una dose. Cresce anche in modo in percentuale importante nella fascia 12-19 anni con il 58,4%. Sappiamo come la variante Delta, che dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, sapete oggi è venerdì e quindi arrivano i monitoraggi della cabina di regia e dell'Istituto Superiore di Sanità, ebbene sappiamo come il 99,7% dei casi in Italia sono casi da variante Delta, che dunque è predominante, per non dire totalmente presente tra i positivi, che sappiamo anche variante Delta essere altamente contagiosa e colpire in questo momento soprattutto i più giovani, e quindi è importante la copertura vaccinale di queste fasce d'età, anche perché sappiamo che dal 13 settembre si ritorna in classe e quindi si ritorna a scuola in presenza e ci si augura che si continui anche l'anno scolastico naturalmente in presenza. Altro annuncio che ha fatto il presidente Zaia è quella dell'apertura dell'agenda vaccinale fino al 30 settembre, sempre di Pfizer e Moderna. Dunque chi vorrà fino al 30 settembre troverà posto e dosi di vaccino fino al 30 settembre. E ancora ha parlato di obbligo vaccinale, quanto detto ieri dal Premier Draghi, e ha detto se si arriva all'obbligo vaccinale questa rappresenterebbe una sconfitta sociale, ricordando come sul tema vaccini il Veneto abbia sempre aperto alla libera scelta, quindi vaccini non obbligatori anche per i bambini, insomma per i vaccini quelli che esistono normalmente a cui si sottopongono i bambini, ecco, e nonostante si sia proseguito sulla strada della volontarietà, comunque in Veneto si era raggiunta una percentuale di copertura vaccinale molto molto elevata. Questo insomma il quadro, ecco, in sintesi di quanto è emerso oggi in conferenza stampa. Naturalmente poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali entreremo più nello specifico. Adesso noi ci fermiamo, prima previsioni del tempo e poi la pubblicità, e poi torniamo in diretta con tanti aggiornamenti e ospiti. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia. Il nostro territorio resterà ai margini di questo impulso instabile, con il tempo che si manterrà sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, al mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio invece nuvolosità irregolare per l'ingresso appunto di nubi medio-alte, specie sulle zone interne, ma senza precipitazioni associate. Venti deboli dai quadranti orientali. Temperature invariate e gradevoli, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con tanto sole, qualche addensamento sulle zone montane, ma in genere innocuo.
Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Vediamo anche le temperature minime comprese tra 16 e 17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, c'è un aggiornamento di cronaca purtroppo con l'ennesima vittima sulle strade della nostra regione. Si tratta di un uomo di 40 anni, vicentino di Chiampo, che ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata a Loccara di San Bonifacio in provincia di Verona, lungo la strada regionale 11. Dalla prima ricostruzione l'uomo, per cause che dovranno essere ora chiarite dalle indagini delle forze dell'ordine, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima con la sua auto contro un albero, poi nel fossato, ribaltandosi. L'uomo è morto sul colpo. E di incidenti stradali parliamo con un bollettino davvero sempre più drammatico insieme al mio ospite, che vedo in collegamento e lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno al direttore dell'ACI di Treviso, Angelo Raffaele Centola. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti e buongiorno ai telespettatori. Allora direttore, nella Marca trevigiana da giugno si registrano 31 decessi, è un bollettino di guerra quello a cui stiamo assistendo, un'estate che verrà purtroppo ricordata per questo, dopo quello che era stato un periodo naturalmente segnato dalla pandemia e quindi anche dalle restrizioni che avevano portato meno utenti a riversarsi sulle strade, dove c'era stato chiaramente una diminuzione drastica dei sinistri. Adesso assistiamo invece a questa strage senza fine, e anche il direttore generale dell'Usole 2 Benazzi proprio qualche settimana fa in una nostra intervista aveva parlato della situazione che si ripercuoteva anche sulle terapie intensive e sugli ospedali che già stanno facendo i conti con i malati Covid. Allora facciamo un attimo il quadro della situazione in questo momento, direttore. Allora, per quanto riguarda questa situazione che lei citava, avevamo avuto un buon effetto, tra virgolette, Covid, perché questo effetto Covid aveva drasticamente ridotto incidenti e soprattutto morti sulle strade. Purtroppo il fenomeno delle morti su strada per quanto riguarda l'ultima parte del 2021 è risalito in maniera esponenziale. La situazione è molto seria, molto grave e naturalmente ci sono tante cause. La causa principale, come le statistiche ci comunicano, è sicuramente la distrazione al volante. Ci sono tante situazioni che fanno riferimento a questo tipo di atteggiamento al volante, e naturalmente è anche valutabile per quanto concerne la velocità, ma abbiamo anche qualche problema di tipo infrastrutturale. Quindi ci sono tante cause. A questo punto io mi sentirei di dare un consiglio in prima battuta: cerchiamo di condurre l'auto nella maniera più attenta possibile, perché la causa di distrazione, come ci dicono le statistiche, ha la percentuale più elevata. Quindi cerchiamo di condurre l'auto in maniera attenta e naturalmente molto prudenti. Questo è il mio primo consiglio. Poi ci sono tante altre cause che non dipendono esclusivamente dagli automobilisti, soprattutto quelli più virtuosi, ma il mio parere, il mio consiglio rispetto ai dati che ogni giorno leggiamo è la distrazione e soprattutto la mancanza di completa attenzione al condurre l'auto. È molto importante, perché l'attenzione fa riferimento non solo al corretto utilizzo dell'auto, ma soprattutto a valutare in quello che ci circonda cosa sta succedendo. Quindi molto, molto importante. Naturalmente anche la velocità la dobbiamo un attimo diminuire, perché con la velocità ci possiamo salvare la vita e ci possiamo salvare anche tante situazioni che
causano dispiacere e morte. Direttore, proprio ieri il presidente della provincia Marcon, anche ai nostri microfoni, ha parlato di quelli che sono stati gli investimenti, mi riallaccio a quello che lei diceva, delle cause legate anche alle infrastrutture, e diceva appunto il presidente Marcon: in 4 anni risolveremo 130 criticità grazie alla sinergia tra amministrazione provinciale e amministrazioni comunali, e ha aggiunto se da un lato dunque le infrastrutture migliorano, dall'altro c'è da migliorare quella che è l'educazione alla guida sicura, con interventi che potrebbero essere mirati anche all'interno delle scuole, perché spesso sono anche i giovani che rimangono coinvolti in incidenti, pensiamo ai motorini, pensiamo alle moto e pensiamo anche ai nuovi mezzi che vediamo circolare sulle strade, pensiamo ai monopattini elettrici che magari non nelle nostre città ma anche nelle grandi città tanti problemi alla viabilità stanno causando. Quindi manca ancora, nonostante insomma voglio dire si parli di incidenti, quella che è l'educazione stradale. E le faccio un'altra domanda: servirebbero nuove campagne di sensibilizzazione come quelle che erano state fatte in passato? Allora, ringrazio per la domanda. Sicuramente la consapevolezza e la conoscenza del mezzo e delle proprie capacità è fondamentale. Per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione, d'accordissimo, naturalmente per quello che ne posso sapere e per la mia esperienza, oltre alle campagne, la sicurezza stradale e la sicurezza sulla guida passa soprattutto per quanto concerne una esperienza dal vivo. Cioè, cosa voglio dire? A me interessano i corsi che possano dare delle informazioni importanti agli automobilisti del futuro, ma anche agli automobilisti attuali, quelli che per parlare in maniera molto semplice credono che l'auto la sanno guidare in maniera completa. Non è così, dobbiamo sempre considerare che condurre un'auto è sempre un rischio per se stessi e soprattutto per gli altri. Per quanto riguarda l'esempio che citava lei sui monopattini elettrici, ACI sta conducendo a vari livelli, quindi sia a livello centrale e anche a livello periferico e provinciale, una campagna di sensibilizzazione a tutta una situazione normativa che possa regolarizzare l'utilizzo di questi nuovi mezzi, che hanno un grande successo, però hanno una grande, diciamo, pericolosità di fondo. Innanzitutto, per quanto mi riguarda, auspicherei un casco obbligatorio per quanto concerne i conducenti di questi mezzi, e naturalmente auspicherei anche un patentino come si faceva una volta per i ciclomotori, perché sono dei mezzi molto pericolosi, sono molto comodi, però che hanno una caratteristica molto importante: hanno il baricentro basso, possono tranquillamente essere ostacoli di pedoni e anche di ciclisti, e naturalmente essere ostacoli anche di auto. Quindi dobbiamo capire tutti quanti che per condurre un mezzo di questo tipo c'è bisogno di una certa età, di una certa consapevolezza e di una certa autorizzazione che le autorità e quindi gli enti e i soggetti deputati devono assolutamente riconoscere e garantire a seguito di un superamento di un esame sia teorico che pratico. Questo lo dico perché è una situazione molto importante ed è una situazione che fa riferimento alla sicurezza sostanziale e concreta, anche perché pochi giorni fa, come tutti quanti noi, abbiamo letto una notizia veramente che mi ha lasciato veramente scioccato. Un ragazzino di 13 anni a Sesto San Giovanni per un gioco ci ha lasciato la vita. Quindi è una situazione molto delicata e dobbiamo intervenire sia a livello di enti territoriali ma anche a livello normativo, come noi di ACI stiamo cercando di fare. Non so se lei abbia questo dato, io provo a farle la domanda: c'è un dato più o meno di quanti sono questi mezzi che circolano sul nostro territorio, a grandi linee anche magari? Guardi, l'ultima nostra statistica parlava intorno ai 10-15 mila mezzi. Ora credo che questo sia un dato in continuo aggiornamento, anche perché il mercato
dei monopattini non è un mercato come dire attenzionato perché magari c'è un'immatricolazione, quindi noi è un mercato libero e quindi sono dei dati che ogni giorno subiscono degli aggiornamenti, perché anche, per fare un esempio molto banale, anche su Amazon io posso acquistare con poche centinaia di euro un monopattino elettrico. Lei faceva riferimento prima, quando si parlava di campagne di sensibilizzazione, noi ricordiamo insomma anche le campagne shock che erano state messe in piedi negli anni scorsi, ma lei parlava proprio anche di corsi di guida sicura che potrebbero essere un mezzo in più da aggiungere ai corsi, naturalmente alle scuole guida normali necessarie per conseguire la patente, ma che potrebbero essere un surplus per chi si avvicina alla guida dell'auto, ma anche di un motorino, di una moto. Assolutamente sì, perché il corso di guida sicura che pensiamo noi è quello dedicato all'automobilista medio, non è dedicato al pilota agonista, quello lo andrà a fare nei centri specializzati. Noi vogliamo che l'automobilista medio abbia le conoscenze di base per quanto concerne delle situazioni un po' stress che può trovare in mezzo al traffico e quindi con la propria auto, e naturalmente conoscere, capire e sapere i movimenti da fare, e naturalmente conoscere, capire e sapere le proprie reazioni, che poi è la cosa più importante, perché quando conduciamo un'auto abbiamo tutta una serie di regole da seguire, però dobbiamo assolutamente capire quello che noi riusciamo a fare con l'auto quando ci troviamo in delle situazioni non previste. Quindi questa è la nostra politica, una politica di proposta e di proposta concreta, perché con questa concretezza, con questa esperienza sul campo abbiamo visto che tante vite possono essere salvate. Voglio citare un'ultima cosa: noi come ACI partiamo proprio dalla base, abbiamo un bellissimo progetto sia provinciale che a livello centrale dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, che è sul kart con sicurezza, sul mini kart, perché noi crediamo che l'esperienza dei primi anni possa essere fondamentale e possa insegnarci e formarci l'automobilista del futuro, perché è giusto ed è doveroso conoscere le regole, conoscere, come si dice in gergo, la teoria, ma è importante anche fare molta esperienza pratica, perché la sicurezza passa sia conoscendo le regole ma anche facendo esperienza e cercando di capire come gestire queste situazioni non previste. Voi come ACI avete anche già pensato come potrebbero essere strutturati questi corsi di guida sicura, cioè all'interno di quello che è il conseguimento della patente o anche post patente, cioè anche per chi ha già la patente magari da qualche tempo, che vuole comunque approcciarsi a questo tipo? Come potrebbero essere strutturate e da chi potrebbero essere coordinati? Ma noi abbiamo già un progetto in provincia di Treviso ed è già un progetto vivo, perché abbiamo un'autoscuola nel comune di Mogliano che segue delle procedure e dei procedimenti ACI per quanto concerne il conseguimento della patente, cioè nel senso che oltre al classico procedimento e alla classica esperienza per quanto concerne il conseguimento della patente, a corollario del corso noi facciamo degli esercizi in collaborazione con il comune di competenza, che ci mette a disposizione degli spazi di guida sicura, quindi degli esercizi in cui il soggetto sperimenta con tutta una situazione di sicurezza le proprie capacità e le proprie conoscenze su esercizi in cui l'auto viene un attimo stressata, e cerchiamo di in maniera molto concreta fargli provare degli esercizi di simulazione per quanto concerne questo tipo di situazione. Quindi noi di ACI qui nella provincia di Treviso siamo già presenti a Mogliano, sarebbe poi anche interessante essere presenti in altre situazioni, perché
il giovane, il ragazzo, l'automobilista del futuro si prepara a questa sfida con delle conoscenze un po' più approfondite rispetto alle patenti che vengono rilasciate in maniera classica. Quindi questa è una nostra proposta, vedo che sta prendendo sempre più piede, sta prendendo sempre più consenso, e questo mi fa piacere. Naturalmente il nostro impegno è quotidiano, perché sono delle tematiche molto delicate e molto importanti. Sono tematiche che fanno riferimento alla salvaguardia della propria incolumità e quindi alla salvaguardia della propria vita. Quindi un tema molto importante che ACI presiede quotidianamente 365 giorni all'anno. Settimana prossima è stato convocato un tavolo in prefettura proprio per discutere di questo, si analizzeranno i dati, si cercherà di intervenire. Abbiamo capito però che se si sta intervenendo sulle infrastrutture, quindi sulla messa in sicurezza delle strade, spesso però assistiamo ad incidenti che avvengono in rettilini, che avvengono in strade tutto sommato che non sembrano così pericolose, e abbiamo capito che probabilmente proprio l'intervento andrà fatto sulla prevenzione e sull'educazione, e ci diceva proprio tempo fa il presidente della provincia di Treviso che purtroppo la revisione dell'ente provincia ha tagliato quelli che erano i finanziamenti, i fondi per queste campagne di sensibilizzazione. Abbiamo capito, direttore, essere fondamentali andare a parlare direttamente con chi prenderà in mano questi mezzi, non sentirsi dei supereroi ma capire che si ha in mano un'arma potenziale che può togliere la vita a noi stessi ma può togliere la vita anche agli altri. Assolutamente sì, perché condurre un'auto, come lei sa meglio di me, è sempre un rischio, tanto è vero che non riusciamo a mettere un'auto in strada se non c'è una polizza di assicurazione di responsabilità civile. Quindi è molto importante partire da questi concetti base e questi concetti fondamentali, perché dobbiamo renderci conto che guidare è un rischio per noi e per gli altri. Perciò dobbiamo guidare in sicurezza, dobbiamo guidare con consapevolezza, perché non c'è tecnicamente una guida sicura, non c'è mai stata, c'è una guida consapevole, cioè devo essere consapevole dei miei pregi, dei miei difetti, dei miei limiti e delle mie capacità, e devo anche conoscere il mio mezzo. Quindi questo è un concetto fondamentale. Per quanto riguarda il tavolo della sicurezza che lei citava, ACI si rende disponibile, se ci sono delle richieste in merito, anche a partecipare a questi tavoli, perché diciamo un nostro contributo potrebbe essere utile, visto che vogliamo garantire agli automobilisti, visto che siamo l'ente che rappresenta gli automobilisti, diciamo un percorso, mi permetto di dire questo termine, un percorso sempre diciamo migliore, affinché anche la sicurezza stradale e diciamo l'abbattimento degli incidenti e dell'incidentalità venga sempre al primo posto, con comportamenti consapevoli e efficaci e soprattutto virtuosi alla guida dell'auto e per quanto concerne tutti i soggetti che orbitano intorno al tema della sicurezza stradale. Un messaggio molto importante. Grazie davvero al direttore dell'ACI Treviso, Angelo Raffaele Centola, grazie davvero direttore per il suo contributo, e ci riaggiorniamo presto con lei. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a tutti e un saluto ai telespettatori, grazie molte. Grazie direttore, abbiamo parlato, era doveroso soffermarsi, fare un focus su quello che sta accadendo sulle strade venete, la Marca particolarmente colpita dall'incidentalità e dagli incidenti stradali. Io vedo in collegamento già il mio ospite, lo saluto e lo ringrazio per essere con noi, l'assessore al commercio ma anche alle attività produttive, al turismo del Comune di Vicenza, l'assessore Silvio Giovine. Buongiorno e benvenuto assessore. Buongiorno a lei e a tutti gli telespettatori. Allora,
se lei me lo concede, io farei vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri dopo la conferenza stampa del Premier Draghi con le novità su Green Pass e questa possibilità di obbligo vaccinale. Poi partiamo da qui per parlare con lei proprio di Green Pass, facendo un bilancio di questo primo mese, ormai insomma è quasi trascorso un mese dall'entrata in vigore del Green Pass, e poi approfondiremo anche altre tematiche. Allora, vediamo il servizio del Premier Draghi e poi andiamo con l'assessore Giovine. Pensa che questo obbligo vaccinale possa essere introdotto, e le volevo anche chiedere, si va verso una terza dose di vaccino come accade in altri paesi come Israele o la Germania? Grazie. Sì a entrambe le domande. Sì, darei poi anche la parola al Ministro Speranza, ma è sì a entrambe le domande. Si arriverà all'obbligo vaccinale. Il pensiero di Mario Draghi è chiaro. È un premier lapidario quello che incontra la stampa dopo il Consiglio dei Ministri e il giorno dopo il voto della Lega contro il Green Pass in Commissione Affari Sociali, che ha fatto esplodere nuova tensione in maggioranza. E il messaggio a Matteo Salvini è altrettanto limpido. Non solo il Green Pass resta, ma verrà esteso a più categorie. Il Ministro Speranza ed io ne stiamo parlando, discutendo da un po' di tempo. Guardi, l'orientamento è sì, verrà esteso. Sulle modalità e le categorie sarà una cabina di regia ad esprimersi. La direzione è quella, sì. Dobbiamo decidere col Ministro Speranza tante cose, tra cui l'estensione del Green Pass. A chi? Non se, ma a chi e quanto svelti. Sui mal di pancia del leader del Carroccio, altra risposta chiara. Il chiarimento politico lo fanno le forze politiche, quindi... Terzo, è chiaro che è auspicabile una convergenza, di una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto, il governo va avanti. Insomma, fa capire Draghi, il piano del governo ha ormai il suo percorso tracciato e difficilmente si potrà tornare indietro, tanto meno di fronte all'odio Novax che Draghi stigmatizza solidarizzando con chi è nel mirino di minacce e attacchi. Devo anche esprimere la mia solidarietà piena a tutti coloro che sono oggetto di violenza da parte di odio da parte dei cosiddetti Novax. Questa violenza è particolarmente, direi, odiosa, vigliacca, quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia. Queste le parole del Premier Draghi. Assessore, le posso chiedere anche una sua opinione sull'eventuale obbligo vaccinale e poi sull'estensione del Green Pass ad altre categorie rispetto a quelle dove attualmente è richiesta la certificazione verde. Partiamo dall'obbligo vaccinale per poi toccare gli altri argomenti. La differenza la farebbe convincere le persone che ancora oggi hanno deciso di non sottoporsi alla prima dose. Ricordiamo che dovrebbero essere più o meno sul 35% della popolazione italiana. Io non penso che siano tutti Novax, penso che siano persone che vanno convinte magari con un'informazione seria, quella che magari all'inizio è mancata. Penso che vadano persuase. Non penso che l'obbligo poi vada a incidere sulle volontà di queste persone. Ricordiamo che, peraltro, entrando sul tema del Green Pass, nasceva come un accordo fra Stati europei per facilitare il turismo. Sono pochissime le nazioni in Europa che hanno deciso di estenderlo nel modo in cui lo sta facendo l'Italia, quindi non penso che poi andando a estendere il Green Pass o favorire poi l'obbligo vaccinale poi otterremo quello che vogliamo, cioè che la stragrande maggioranza della popolazione poi alla fine si sottoponga alla vaccinazione. Un mese ormai, era il 6 giugno quando è entrato in vigore l'obbligo di Green Pass per cinema, teatri, palestre, piscine, ma soprattutto, ed è qui che c'è stata la grande discussione, per i ristoranti e bar al chiuso. Un bilancio, Assessore, quanto ha pesato o se invece è stato tutto sommato ed è un bilancio positivo, nel senso che anche i clienti hanno risposto positivamente a questa richiesta, considerando che siamo ancora in una stagione in cui è possibile mangiare all'esterno dove il Green Pass non è necessario. Sappiamo come l'amministrazione comunali si siano spese in questi mesi per andare incontro agli esercenti, ampliando i plateatici proprio per dar loro modo di continuare a lavorare dopo mesi di chiusure e di forti ripercussioni dal punto di vista economico.
Beh, certamente quella su il favorire i plati attici, che per quanto riguarda per esempio la nostra città non sono stati semplicemente uno strumento per consentire ai turisti, ai cittadini e soprattutto agli esercenti di vivere nel migliore dei modi un pranzo o una cena, ma ci hanno anche consentito di valorizzare poi le bellezze del nostro patrimonio, e la ricaduta turistica è stata anche importante. Però devo dire che la preoccupazione riguarda soprattutto i mesi autunnali e invernali. Mi sono relazionato proprio stamattina col presidente della FIPE che rappresenta tutti gli esercizi pubblici, quindi bar e ristoranti, e c'è forte preoccupazione. Già oggi nelle località montane mi evidenziano una grande difficoltà perché mancano di fatto le tavolate. Perché magari in un gruppo di 10-15 persone ce ne sono 2 che non hanno il Green Pass, e questo però va a incidere su tutto poi il gruppo. Quindi c'è grande preoccupazione e ci auguriamo che vengano fatte delle scelte che possano essere considerate coerenti anche, vedete, perché anche l'estensione che c'è stata dal 1° settembre, che vede magari la necessità di esibire il Green Pass in alcuni treni e non in altri, fa sì che magari vedremo le frecce rosse piuttosto che i treni di Italo regolarmente occupati, e poi un treno regionale che sarà invece preso d'assedio dai pendolari magari universitari. Ecco, c'è bisogno di chiarezza soprattutto, è questo che chiedono gli italiani secondo me. È una chiarezza che è mancata durante questa pandemia, è un po' quello che anche le categorie che noi abbiamo incontrato, con cui ci siamo confrontati in questi mesi, recriminano, la mancanza di una chiarezza e anche di una progettualità a lungo termine. Ma sì, e questo diciamo che è abbastanza rilevante, soprattutto quando cominciamo ad affrontare temi come quello appunto dell'obbligatorietà del Green Pass piuttosto che della vaccinazione. Vedete, vogliamo affrontare per esempio l'esegesi del tra virgolette scandalo o comunque diciamo problema AstraZeneca, prima obbligatorio solo ed esclusivamente per gli under 55, poi obbligatorio per gli over 60, insomma io mi rendo conto che ci sono delle persone che non sono Novax perché magari hanno avuto tutte le vaccinazioni che prevede il nostro sistema sanitario anche prima del Covid, ma che in questo momento sono disorientate. Ecco, mi aspetto che vengano persuase, ma non con dei metodi coercitivi, ma con serenità, chiarezza, anche per andare incontro a un autunno, a un inverno che ci possano consentire di vivere in totale sicurezza. Che estate è stata? Il gioco di parole è questa per Vicenza. Dal punto di vista proprio della ripresa, parliamo di pubblici esercizi, parliamo di negozi, e dall'altra, ed è un collegamento diretto, dal punto di vista turistico. Sappiamo come in Veneto ci sia stato un incremento del turismo, a pagare però sono sempre le città d'arte, dove insomma, che stanno pagando tra l'altro da molto tempo questa diminuzione del turismo. Qual è il bilancio di questa estate 2021 per il turismo vicentino? Devo dire che proprio ieri abbiamo commentato e registrato dei dati straordinari, nel senso che le presenze che abbiamo comunicato relative ai passaggi nel nostro yacht nel mese di agosto sono state oltre le 16.000, un dato che ha raddoppiato il numero dell'anno scorso e che ha superato addirittura quello del 2019, quindi in epoca pre-Covid. Questo è certamente frutto di un lavoro che non abbiamo mai smesso di portare avanti anche durante i mesi di lockdown con il nostro consorzio turistico, un lavoro fatto di presidio ai mercati di riferimento, di ospitate di tour operator internazionali, di presenze nelle emittenti televisive e radiofoniche internazionali e nazionali, insomma un lavoro che poi ha portato a questo risultato. Sul fronte commerciale anche devo dire che siamo riusciti a tenere, i dati ci hanno descritto Vicenza come la città d'arte che ha perso di meno rispetto agli altri, c'è poco chiaramente da essere festosi, noi sappiamo che dobbiamo ancora uscire da questo tunnel, ci auguriamo di farlo quanto prima, però come amministrazione siamo veramente orgogliosi e facciamo quotidianamente i complimenti a tutto il nostro tessuto commerciale, perché è soprattutto alla loro tenacia che si devono questi risultati positivi. E si punta molto anche sui grandi eventi, Assessore, con delle iniziative che proprio la Giunta e lei in particolare hanno voluto. Facciamo un attimo il punto e poi ci concentriamo su Vicenza in Festival, che partirà da martedì con importanti nomi della musica italiana in scena proprio in piazza Vicenza.
Sì, noi abbiamo sempre cercato di investire su eventi di qualità, l'abbiamo fatto in totale sinergia con il mondo degli organizzatori di eventi che tra l'altro sappiamo ha affrontato dei mesi di grande difficoltà negli ultimi 2 anni. Proprio ieri abbiamo lanciato la 6ª edizione del V-Off e c'è stata grande soddisfazione perché è un evento che ci siamo inventati 3 anni fa, il giorno dopo di fatto il nostro insediamento, e che finalmente ha messo in connessione la fiera dell'oro più importante al mondo, che si svolge appunto all'interno dei nostri padiglioni fieristici, con il centro storico, un evento che si pone l'obiettivo di valorizzare a 360 gradi nell'arco di questi 3 giorni tutte le eccellenze imprenditoriali, paesaggistiche, architettoniche, culturali, musicali che può vantare la nostra città, e devo dire che è un grande orgoglio vedere come oggi sia uno degli eventi più attesi del nostro calendario. E poi veniamo a Vicenza in Festival, Assessore, e partiamo dal Green Pass, tanto per continuare con questo tema, perché naturalmente, come sappiamo, come previsto dal decreto, anche se l'evento si svolgerà in piazza, quindi all'aperto, sarà necessario esibire il Green Pass dai 12 anni in su, naturalmente lo specifichiamo questo. E come avete pensato di andare incontro a quei cittadini, lo specifichiamo, non residenti in Veneto, che non avranno il Green Pass o che magari potrebbero esserci dei problemi di lettura del Green Pass? Parliamo proprio di questo per accedere agli eventi. Sì, diciamo che abbiamo attivato un servizio per effettuare dei tamponi gratuitamente attraverso una collaborazione con la Croce Rossa ogni sabato mattina nel nostro centro storico per il mese di settembre. Questo l'abbiamo fatto, è giusto precisarlo, solo ed esclusivamente per i turisti non residenti in Veneto, quindi potevano essere sia italiani che stranieri. Perché? Perché ci dispiaceva registrare alcune situazioni che di fatto hanno creato disagio ad alcune persone che hanno scelto Vicenza come meta turistica. Sono situazioni più disparate, vanno dal fatto di non riuscire a scansionare un QR code su una fotocopia usurata, piuttosto che persone straniere che arrivano da nazioni dove il Green Pass non è utilizzato, piuttosto che compagnie di persone con figli dodicenni che magari hanno già prenotato il vaccino ma che non l'hanno ancora fatto. Insomma, per mettere in condizioni migliori tutte queste persone di vivere a 360 gradi la nostra città, abbiamo deciso di prestare questo servizio di fatto al sabato mattina, che è uno dei giorni più turistici, ecco, lo mettiamola così. Mentre invece per i concerti devo dire che è frutto di un'organizzazione certosina che portiamo avanti da mesi, anche perché chiaramente tutte le disposizioni del DPCM vengono rispettate, però è frutto di un lavoro di squadra incredibile che vede al nostro fianco la Confcommercio, la società che di fatto si è assunta l'onere di organizzare il tutto, la Due Punte Eveni, ma anche le forze dell'ordine che ci consentono di poter assicurare a tutti quelli che hanno deciso di acquistare i biglietti, sono tantissimi, abbiamo esaurito subito i biglietti di fatto nel momento in cui li abbiamo messi in vendita, di farlo in totale sicurezza, insomma, senza andare a incidere, questa è una cosa importante a cui teniamo, nella quotidianità della nostra città, delle strutture commerciali. C'è un'organizzazione che prevede che tutti i mercati comunque si possano regolarmente svolgere nell'arco di questa settimana, e anche le strutture commerciali, i negozi non avranno nessun tipo di problema, perché poi la macchina organizzativa pre-evento partirà tutta alle 19:30. Sappiamo quanto sia difficile in tempi normali realizzare eventi di questa portata, immaginiamo quanto coraggio e impegno serva per farli in epoca di pandemia, ma sono necessari per tornare alla normalità, ma anche per l'indotto, per appunto anche i commercianti, gli esercizi pubblici che gravitano intorno al centro storico di Vicenza. Sì, questo è assodato anche da studi sul settore, perché è appurato che €1 speso per un evento poi quadruplica per quanto riguarda l'indotto del territorio. È questo che ci ha mosso poi a investire tantissimo su eventi di qualità come quello dei concerti che partiranno in piazza martedì prossimo. Non lo facciamo solo per i 1500 fortunati che potranno sedere in Piazza dei Signori, ma lo facciamo proprio per tutta la città.
Allora veniamo nello specifico al cartellone che vede nomi molto importanti. Eccolo qui, questo è il sito di Vicenza in Festival. Vediamo in cartellone Antonello Venditti, De Gregori, Max Pezzali, NEC. Si parte il 7 settembre con due vicentini doc, due star giovanissime, tra l'altro che sono due 19enni, Madame e San Giovanni, che stanno dominando la scena della musica italiana in questo momento, e quindi Vicenza che accoglie due vicentini per questa apertura del festival. Sì, due ragazzi straordinari, orgoglio di fatto della nostra città, e devo dire che vanno ringraziati anche perché hanno scelto di esibirsi insieme in un'unica serata, ed è l'unico momento dei loro tour che vede appunto un appuntamento di questo tipo. Non a caso sono proprio i biglietti che sono stati bruciati letteralmente nel giro di pochi minuti. Poi appunto abbiamo detto altri nomi importanti della musica, e quindi Vicenza che diventa palcoscenico, ed è anche questo motivo d'orgoglio, Assessore. Sicuramente, ma ci sono dei nomi che insomma si commentano da soli: Venditti, NEC, De Gregori. Io chiaramente sono di parte, lo ammetto, ma penso che Max Pezzali per quelli della mia generazione sia una sorta di idolo, a prescindere poi dai gusti musicali di ciascuno. E in più c'è anche un altro evento che è aperto al pubblico, quindi non a pagamento, però molto importante per la città, perché domenica 12 si terrà il primo concerto della storia del nostro conservatorio, che è un'eccellenza incredibile, però non si erano mai esibiti in Piazza dei Signori, e siamo anche un po' contenti di essere noi a garantire questa serata, insomma. La musica protagonista, insomma, di questo autunno a Vicenza. Diamo qualche informazione anche logistica su come muoversi, come qui. Lei ha detto a 19:30, giusto? Si aprono i cancelli, diciamo così? Assolutamente, diciamo che i cancelli, insomma, i varchi della piazza per chi potrà poi sedersi e gustarsi il concerto in Piazza dei Signori saranno aperti dalle ore 20 orientativamente. Ci saranno dei varchi che riguarderanno le piazze limitrofe a Piazza dei Signori, con della sorveglianza che comunque garantirà il passaggio sia dei residenti sia degli avventori in tutti i bar, perché ovviamente abbiamo deciso di non interdire il passaggio e soprattutto la possibilità di accedere agli esercizi pubblici, anzi abbiamo cercato di favorirla in tutti i modi, insomma. Come parcheggi, dove ci saranno dei parcheggi ad hoc organizzati, non so, con un servizio di navetta, come vi siete organizzati? Noi garantiamo già ogni fine settimana, insomma, la possibilità di accedere ai parcheggi anche al di fuori del centro storico, però insomma ci sono i parcheggi che solitamente garantiscono a tutti i cittadini poter arrivare in centro, anche garantendo una certa accessibilità, insomma. E quindi l'appuntamento è dal 7 con il concerto di Madame San Giovanni, e poi a seguire tutti i grandi nomi della musica italiana che saranno protagonisti in Piazza Vicenza per questo rilancio che, lo so, io faccio sempre questa domanda capendo che non abbiamo la sfera magica ed è difficile rispondere: che autunno-inverno immagina per il suo settore, ma in generale come amministratore, avendo alle spalle un bagaglio pesante di questi 18-19 mesi di pandemia? Io mi auguro e sono fiducioso che insomma, la campagna vaccinale, come ci viene detto quotidianamente, possa portarci fuori da questa situazione. Devo dire anche che tutto il tessuto commerciale, ma non solo, sapete, bar, ristoranti, c'è un indotto che continua a soffrire, gli stessi negozianti che comunque hanno avuto la possibilità di rimanere aperti hanno sofferto tantissimo, lo sport, insomma, non riviva più gli ultimi 2 anni, insomma, non possiamo chiedere alle persone di vaccinarsi e poi richiuderle in casa. Mi auguro che tutte le disposizioni che verranno prese, soprattutto in autunno e inverno, abbiano quella coerenza che purtroppo è mancata spesso e volentieri. Grazie davvero Assessore, grazie all'Assessore Silvio Giovini, Assessore del Commercio del Comune di Vicenza, grazie e buon lavoro per i tanti impegni che avete a Vicenza. Grazie davvero e a presto, a risentirci. Grazie a voi, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo invece per qualche istante di pubblicità e poi torneremo alla mostra del cinema di Venezia tra poco. Rieccoci in diretta, come anticipato torniamo al Lido di Venezia, alla mostra del cinema con il nostro Filippo Fois insieme a Renato Accapoia, e lo vedo anche in compagnia di un nuovo ospite. Allora a te la linea, Filippo.
Sì, riprendiamo la linea dal Lido di Venezia e accanto a me c'è, posso dirlo Casaro, un autentico monumento della storia del cinema italiano. Perché, grazie scusi, perché no, sull'italiano mi sono tenuto basso perché lei, voglio dire, anche a livello internazionale ha fatto letteralmente scuola. Sì. L'ha fatta per tantissimo tempo e Hollywood diciamo, le ha tributato proprio il successo che si merita. Per i pochi che non lo conoscessero, Renato Casaro è trevigiano ed è l'autore, un artista, un illustratore che è stato autore per tantissimi anni delle locandine cinematografiche, dico sì, giusto, sì. lo possiamo definire anche i manifesti dei film, ma non solo di tutti, io direi quasi tutti i film più importanti girati in Italia, ma anche di quelli esteri realizzati ad Hollywood, e i suoi manifesti anche europei erano nel Sunset Boulevard di Los Angeles. La Bibbia, il primo mio lavoro importante è stato... Che anno era con la Bibbia? Credo anni 70, i primi anni 70, quindi erano i primi lavori e per me fu un successo enorme perché arrivare a Hollywood mi pare che... Com'è che l'hanno scoperta gli americani? Giovane. Per Dino De Laurentiis, l'incontro con Dino De Laurentiis è stato che lui era molto legato al cinema americano, anzi poi si è trasferito, sappiamo, negli Stati Uniti, quindi è proprio un amante dei grandi film. Ecco, lui ha prodotto grandi film tipo Napoleone, La Bibbia, come ripeto, e tantissimi altri. Per cui anch'io mi sono trasferito a un certo punto in America, chiamato da De Laurentiis per fare i Conan, per fare Dune. Siamo arrivati negli anni '80. Ecco, a proposito di Dune, che oggi c'è la prima, anzi ieri sera è stata la prima qui al festival di Dune, io ho fatto la prima versione di Dune, quindi c'è una correlazione con ecco, e mi piacerebbe che la pubblicità di oggi fosse confrontata con la mia, che ho fatto la prima versione, sarebbe molto interessante. Il suo primo lavoro, proprio quello che ha avuto una grossa diffusione anche a livello nazionale, quando risale? In che anni? È difficile adesso perché è stata un'escalation diciamo progressiva, non c'è uno stacco enorme, ecco, diciamo che poi la rivoluzione più importante è stata l'applicazione dell'areografo, che non so se tutti sanno, ma è una piccola penna che spruzza come dal carrozziere, ma in piccolo, e quindi l'utilizzo di questo attrezzo, di questo nuovo sistema conosciuto ma però applicato da me nel cinema, nel settore, ha rivoluzionato proprio l'evoluzione di come fare il manifesto, più sofisticato, più realistico, anzi iperrealistico. Sì. Ora, noi nel frattempo abbiamo fatto una piccola passeggiata e con Renato Casaro siamo arrivati, avete visto, siamo partiti più o meno dove c'è il Palazzo del Cinema, siamo arrivati all'ingresso dello spazio eventi della Regione Veneto, Veneto Film Commission, in cui lei oggi era impegnato anche perché c'è un premio importante che è stato presentato. Sì, diciamo che io faccio la locandina è già il terzo anno che faccio la locandina dei Vicenzoni. Ci tengo molto perché un po' è cinema, anche la locandina deve essere cinema, legata, quindi mi si addice proprio questo matrimonio fra Vicenzoni, che era uno scrittore, uno sceneggiatore, e io come illustratore. Quindi... Un suo concittadino, anche perché sono figure molto importanti del cinema italiano e internazionale, di Treviso in questo caso. Nato a Treviso e ritornato finalmente da qualche anno a Treviso, dove... rimango. Quali sono i lavori a cui è più affezionato? Poi citiamo magari anche qualche film, così aiutiamo anche la memoria dei nostri telespettatori. Ma i più, diciamo, quelli che amo di più sono molti, diciamo, però i più essenziali direi Nikita, Te nel deserto, L'ultimo imperatore, ecco, Dune per esempio, che vorrei tanto. E poi parliamo dei film italiani, Umberto Sordi, Tognazzi. Tutta la commedia all'italiana. No, tutta, l'ho vissuta tutta perché era proprio nel cuore della mia attività in quel periodo. La commedia italiana era protagonista, quindi ecco, Umberto Sordi, tutti
Verdone. Lei adesso ha citato per esempio 2 film di Bernardo Bertolucci. Lei si confrontava anche con i registi? Avevate modo di comunque avere uno scambio di opinioni? Ecco, questa è una domanda interessante, anzi che mi piace sottolineare che appunto l'incontro con il regista, il rapporto con il regista era fondamentale per avere il feeling del film, per avere diciamo, il sunto o sentire come lui sente l'opera. Nel caso per esempio no aspetta, mi dimentico. Nel deserto, dicevo l'ultimo imperatore. Ecco, l'ultimo imperatore per esempio è un film un po' politico. Parlando invece appunto con Bertolucci si è pensato di lanciarlo non in forma politica ma in forma magica, un po' dice trovami un tema fuori e quindi ho creato questo manifesto. Sarebbe da chiederle se i manifesti cambiassero anche a seconda del paese in cui dovevano essere distribuiti. Sì, certo. Ognuno adoperava la sua tecnica per il suo pubblico, per il gusto del pubblico, sì. Qual è la figura che l'ha più colpita tra tutte quelle che lei ha attraversato il periodo d'oro del cinema italiano e anche internazionale? Una figura che proprio l'ha colpita, le ha dato molto, le ha lasciato qualcosa? Ma figure tante. Il cinema italiano mi ha lasciato tanto perché ho conosciuto quasi tutti gli attori della commedia, ma anche non. L'unico rammarico è che non ho potuto lavorare con Fellini. Ecco, questo mi manca nel repertorio, però insomma sì, ho avuto tanto, e anche gli americani insomma, o i francesi, americani direi Stallone è stato, voleva che io facessi la sua immagine perché diceva che sono entrato nella sua anima e quindi sì, avevo carpito il suo spirito, il suo essere. Il film qual era? Il film Rambo, sì. Tutti e tre, voluti proprio da lui, anche come dice chiamatemi Casaro perché. E invece il suo rapporto con la Mostra del Cinema? Mostra del Cinema è un po' distaccato perché direi che ora passeggiando non incontro più quelle persone che incontravamo 20 anni fa, insomma, sono cambiati tutti i personaggi, quando venivi nel periodo d'oro del cinema, ma anche di un certo pubblico, di persone che lavorano nel cinema. Io non riconosco più nessuno. Qual è stata la prima volta che è venuto alla Mostra del Cinema? Ma così non ospite, ma come sono venuto per prendere Sergio Leone che in quell'anno faceva il direttore della critica, era direttore della critica e doveva venire a una mia mostra, quindi siamo venuti qui per incontrarlo e mi ha detto guarda, dice, come presidente della giuria non posso essere come probabilmente doveva essere chiuso nella sua scatola ecco, non poteva incontrare nessuno perché non venisse, però insomma non venisse fosse un equivoco ecco, no? Comunque sempre in buona compagnia, Casaro con Sergio Leone, qua ce ne sarebbe da discutere, potremmo andare avanti, purtroppo dobbiamo già restituire la linea e qui dal Lido di Venezia, dalla Mostra del Cinema, siamo di fronte allo spazio eventi della Regione Veneto Film Commission. Casaro, io la ringrazio e speriamo di rivederci presto anche per continuare la nostra conversazione. Grazie. Noi vi restituiamo la linea. Grazie. Grazie Filippo Fois, grazie a Renato Casaro che ci ha fatto fare davvero un tuffo nel passato del grande cinema italiano e non solo, attraverso appunto le locandine dei tanti film a cui lui ha contribuito. Siamo ormai arrivati in chiusura del nostro telegiornale, questa sera vi daremo tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato nel corso di questa diretta, anche relativamente a questa notizia, perché proprio in questi minuti, tra pochissimo, inizierà una conferenza stampa nella sede dell'USL 2 Marca Trevigiana per dare ulteriori dettagli e la leggiamo qui dal sito del Gazzettino. Infermiera accusata di non iniettare i vaccini nel lab di Villorba, arriva la polizia e sequestra le siringhe gettate. La polizia dunque nel centro vaccinale di Villorba dopo che alcuni pazienti hanno denunciato di non aver ricevuto i vaccini da parte di un'infermiera che avrebbe soltanto fatto finta di iniettare le dosi. Ieri pomeriggio la polizia ha sequestrato
sequestrato i bidoncini dove sono state gettate le siringhe. L'infermiera è stata accompagnata in questura per essere interrogata. La procura di Treviso intanto, si legge sempre dal sito del Gazzettino, ha aperto un fascicolo per falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. Di questo parlerà appunto il direttore generale Benazzi a brevissimo con i colleghi, e vi daremo tutte le novità su questo caso nell'edizione serale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia, naturalmente buon proseguimento con i programmi di Antenna 3.